c'è sto mondo che fa il forte coi putei e che il tè fracca sul fondo. Molto tenera e toccante questa canzone di Ricky Bizzarro, Occhi Bei. Quanti occhi bei abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi, ma tristi, tristissimi. Occhi di bambini, di uomini, di donne che soffrono in maniera incredibile. Pensate, 57 guerre ci sono nel mondo, 57 guerre. Noi parliamo di quelle più vicine, di quelle che riusciamo veramente a far sì che non siamo così disattenti, che ci giriamo dall'altra parte. Però pensate cosa succede nel mondo. Io nella terza parte avrò un ricercatore, mi collegherò con Boston, per cercare di capire che magari dobbiamo cercare loro, nei ricercatori, veramente una molecola che non faccia impazzire questi uomini che arrivano al potere, perché a un certo momento impazziscono, non gli basta più quello che hanno e ne hanno tantissimo e vogliono arraffare sempre di più, allargarsi sempre di più, muoiono migliaia di persone, chi se ne frega. Il problema è che loro passano, vivono e questi non ritornano più perché sono morti e vi sembra corretto. Ma cos'è questo mondo? Cioè c'è un unico cielo, non è che il cielo sia diviso a pezzi, è un unico cielo, però non gli basta mai, sempre di più, sempre di più. Perciò Occhi Bei, questa canzone per ricordare tutti quei bambini, quelle persone che non ci sono più, che anche in questo momento stanno morendo nel mondo per questi pazzi scatenati che non riescono a capire che devono fermarsi. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Franca Gasparini, segretaria AIDO Veneto, perciò una che tocca con mano tutti i giorni quella che è la realtà delle fragilità, come aiutarli per vivere con questi trapianti, con queste donazioni, anche se siamo molto bassi. Purtroppo dicono che i diciottenni non donano, poi ci spiegherà Franca cosa sta succedendo. E soprattutto mi fa molto piacere avere Pablo Perissinotto, questo cantautore, poi sentiremo anche le sue canzoni. Questa canzone per l'eroe è un
un eroe che era un ex portiere che aiuta i disabili, perciò le fragilità. Ecco, questa parola che a Mirella non piace, Pablo, tu lo sai, a me piace chiamarli diversamente agili o persone speciali, perché sono veramente delle persone speciali. Io sto cercando in tutte le maniere, anche con la mia trasmissione, di cercare di farli sentire normali, ad esempio con il lavoro, ad esempio con quelle cose che noi facciamo quotidianamente e che loro non possono fare, oppure trovano un posto di lavoro però rimangono là, non riescono a far carriera perché non si fidano, perché hanno paura, invece di capire che sono persone che hanno modi di comportarsi diversi ma che sono fantastici, eccezionali, hanno diplomi, hanno lauree. Eppure io sono convinta, Pablo, e lo dico anche a Franca Gasparini, che culturalmente non ci siamo proprio, siamo molto indietro, tanto è vero che noi dividiamo, chiamiamo uomini, donne, bambino, bambine, invece di chiamare persone col nome e cognome. Allora Franca, cosa ne pensi di quello che ho detto? Oci Bei? Allora, io purtroppo vedo anch'io che nel mondo c'è tanta sofferenza e c'è anche bisogno di uscirne fuori, di vedere veramente il lato positivo della vita. Ecco, quello che Mirella diceva prima, che purtroppo ci sono tante persone che sono persone, chiamiamole così, speciali, perché sono veramente speciali, che dovrebbero essere visti per persone veramente normali, se non di più. In questo ultimo periodo io sono venuta a conoscere dei ragazzi dai 20 ai 30 anni, ragazzi giovani che però hanno subito un trapianto. Allora, da una ricerca appunto che è stato fatto tramite il coordinamento regionale trapianti, abbiamo avuto l'onore di avere come testimonial questi ragazzi. Io non vi dico la tenerezza e anche la sensazione che ho provato io quando ho sentito questi ragazzi parlare e poi mettersi in gioco. Ci sono persone di 20-22 anni che hanno subito, 24, che hanno subito un trapianto di cuore, che dopo aver passato la prima parte della loro vita in maniera triste, senza poter uscire dal guscio del proprio corpo, ma rimasti sempre dentro in casa con delle menti veramente grandi, ecco, io ho sentito parlare questi ragazzi e ne sono rimasta entusiasta anche per la forza che riescono a dare a tutti noi. C'è una ragazza di 24 anni, una grafica, che per la giornata nazionale del sì di Aido ha fatto tutta una serie di lavori per presentare nel web cos'è stata la sua vita, cos'è stato prima del trapianto un periodo molto doloroso e triste. Lei dice: ero attaccata a una flebo, se questa flebo non c'era più, non c'era, io non sopravvivevo, e adesso dopo il trapianto dice: posso camminare, posso correre, posso fare la mia vita normale e posso dedicarmi anche alla popolazione, alla collettività. Per allora fare andiamo a del vedere, bene. proprio devo correre perché ho tanti ospiti, questo Aido banchetto sì, andiamo a vedere questo video e poi lo commentiamo. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la...
Abbiamo Rinaldo in linea, ciao Rinaldo. Rinaldo? Rinaldo beve il caffè. Allora, Franca, abbiamo visto queste immagini per ricordare anche il villaggio delle associazioni, che non è che ci siamo dimenticati, ci incontreremo proprio domani per riprendere a capire cosa e dove vogliamo arrivare con questo villaggio, ma soprattutto queste donazioni, Franca. Allora, come state vedendo, adesso abbiamo fatto la giornata nazionale del sì. Giornata nazionale del sì, sono usciti in tutto il Veneto più di 150 infopoint e stiamo cercando di far sempre di più la nostra attività. E questo perché? Perché purtroppo le donazioni non stanno crescendo. Ascoltate anzi, bene. Le donazioni, in pratica, quando si va a rinnovare, a fare il rinnovo della carta d'identità, ci sono diverse opposizioni, persone che magari non sono preparate e quindi dicono no, ecco, assolutamente io vi chiedo di non scrivere mai no, ma eventualmente di dire ci penserò, non lo so, in maniera che non sia una cosa definitiva, ma che la persona che va al rinnovo della carta d'identità possa fare un pensiero ed eventualmente poi possa dire sì. Allora, in Veneto per fortuna siamo abbastanza, abbiamo un buon livello di sì, però diciamo che l'opposizione è sempre attorno al 27%. Cosa succede? Succede che adesso le liste di attesa sono aumentate, ci sono quasi 8.400 persone, sono 8.350 più o meno, insomma variano di giorno in giorno, che sono in attesa di un dono. Il problema è sempre questo, il dono, se non arriva il dono, le persone sono destinate intanto a fare una vita da persone veramente ammalate e poi alla fine c'è chi proprio non arriva. Io, come vi dicevo prima, sono rimasta anche scossa un pochino, perché quando si parla di persone ammalate si pensa sempre di persone che magari hanno già fatto la loro vita, sono un po' anzianotti, eccetera. No, non è così. La realtà delle persone in attesa di trapianto è in tutte le fasce di età. Ecco. E quindi bisogna stare attenti e cercare anche di pensare che a noi un semplice sì non costa niente, ma che però può aiutare tantissimo poi chi sta veramente soffrendo. Allora, Pablo Perissinotto, una sensibilità, poi sentiremo questa canzone che lui ha scritto per l'eroe, che è questo ex portiere, per aiutare le fragilità. Pablo è sempre stato in prima linea in questo, con la sua sensibilità, con le sue canzoni, ecco, i suoi spettacoli molto importanti, proprio per cercare di avvicinare più persone al mondo delle fragilità. Pensa, Pablo, che ieri, lo dico anche a Franca, al Banco Solidale sono arrivati dei ragazzi che facevano uno stage dentro la provincia. Sono passati davanti al banco alimentare, erano in 7, io avevo la porta chiusa, ma io da dentro vedo fuori, no? E loro non vedono dentro. E vedo che 2 si avvicinano, guardano, la porta era chiusa, perciò correttissimi, perché è scritto vietato entrare, e poi vanno, si girano, parlano tra di loro. Allora io esco e dico: ciao ragazzi, volete venire a vedere il Banco Solidale? E certo che sì, hanno detto. Non sapevamo mica che c'era questo Banco Solidale. Ferma. Ah no, ho detto, dal 2010 che siamo qua. Non ce l'ha mai detto nessuno. Conosciamo i soliti, ma voi non proprio. Ho detto: ragazzi, mi spiegate, posso farvi una domanda? Mi spiegate perché non abbiamo volontari giovani? Come mai quasi tutte le associazioni, a parte qualche rara, ho detto tipo la Croce Rossa oppure l'EMPA, ma
io ho tutte le associazioni, io lavoro anche in televisione e le associazioni che ospitano mi dicono che non ci sono giovani, che non hanno giovani, abbiamo bisogno di giovani. Allora mi volete dire ognuno di voi perché? E quello che ho sentito è stato incredibile, Franca. Allora, quasi tutti hanno detto perché non conosciamo. Ma come ho detto io? Ma se sono anni che veniamo nelle scuole, se non tutti, ma una buona parte, a fare le lezioncine, non vi conosciamo. Uno ha detto, stai molto attenta, forse perché molti giovani, molti di noi vogliono essere pagati, non c'è più un volontario gratuito, un volontariato gratuito. Molti di noi vogliono lavorare ma essere pagati. Un altro ha detto, ma metà e metà. Condivido quello che dice il mio amico, però condivido anche quello che hanno detto gli altri. Noi non conosciamo le realtà che abbiamo nel territorio. Allora Paolo, cosa dobbiamo fare? Perché io non ci capisco più niente. Non posso dire che non c'è informazione, no? Oppure non li intrighiamo forse, non so, c'è qualcosa che non mi torna. Perché ho detto, ma voi vorreste diventare volontari? Possiamo anche pensarci, non è detto di no. Capisci che abbiamo sbagliato tutto, a mio avviso, nell'approccio che abbiamo con i giovani. Prego Paolo. Beh, secondo me forse anche è vero che sono cambiati i tempi, nel senso che adesso concentrarsi sulla nostra sensibilità è più difficile. Anzi, parliamo di informazioni, che è vero che è molto più facile accedere a qualsiasi tipo di informazioni in tempi velocissimi, però anche è vero che è un periodo ipertrofico di informazioni. Quindi ci sono tante cose, c'è anche una sorta di preoccupazione, forse che i giovani adesso hanno, che una volta non c'era e che permetteva. Io quando avevo 18 anni ho fatto volontariato in un'associazione di Ghirano, nella provincia di Pordenone, di nome La Ginestra, che appunto lavorava nel settore della disabilità. Perché? Perché per me era una cosa chiara ed evidente che se conoscevo il presidente e appena mi ha invitato sono andato, e quando parliamo di essere remunerati, per me quella era essere remunerati, la ricchezza che mi dava. Infatti è stata un'esperienza meravigliosa. Poi ho dismesso nel momento in cui sono andato in giro per il mondo e quello è stato il motivo per cui mi sono staccato da quella realtà. Mi ci sono riavvicinato alla forma del volontariato da cantautore, diciamo su una forma distaccata, contribuendo in un altro modo, ma per me comunque è sempre stata una prerogativa. Perché? Perché nasco da quel tipo di generazione che non aveva ancora certe distrazioni, e soprattutto perché devo dire la verità, che era una società dove forse il mondo adulto, quindi parlo dei miei genitori, quindi faccio un po' di retrotopia, quelli che dicono ai miei tempi, no? Si chiama retrotopia, ci insegnava dei valori, insomma, non avevamo, soprattutto la beneficenza oppure il volontariato, quindi dedicare il proprio tempo non era un segnale di debolezza, c'è anche questo che bisogna evidenziare. Cioè adesso se noi vediamo i modelli che intercorrono soprattutto insomma su quelli che sono i contenitori sociali, i social, sono tutti dove diciamo il vincente non è quello che va a fare volontariato, non è quello che si dedica agli altri, e questo influenza moltissimo. Allora sentiamo Rinaldo, così liberiamo il centralino. Sei tu tornato al caffè, Rinaldo? Ciao! No, Mirella, so. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io non capisco come in questa società, dove c'è tanta gente disposta a fare del bene, un'associazione come l'Aido, ma bisogna cavarsi al cappello solo che ti vedi il nome dell'Aido. Ma insomma siamo diventati non se rendiamo conto che nella vita siamo del passaggio, non siamo niente nella vita, non resta niente degli altri. Mi si ricorderà per 50 anni e poi finire tutto. E ora, se possiamo fare del bene, siamo vivi per aiutare chi che sta male, se sta fresco i nostri anni, proprio col cuore. E ho visto la sofferenza, mi è capitata adesso, nel senso che la mia vita l'avevo fatta, però so qua lo stesso, ma dice tanto di che sofferenza, che non si rendiamo neanche conto, da farmi avere questa sofferenza, no che tutto va bene, i spis, e il bai, e questo, la televisione fa schifo,
perché de utili la televisione italiana non porta a niente. Uno ciappa 300-400 mila euro per fare una roba. Guarda quanta gente che ti può dare si mette al posto, di gente che lavora onestamente e che diventa amati per mantenere una famiglia. Ma se morirai, Mirella, una volta eravamo poveri tutti, ma se aiutavamo, non che era sto scempio di questa gente, non si neanche bello vivere, perché vivere così si buttare via la vita, e la vita è vera, che ti fa qualcosa di buono per gli altri, che ti aiuti uno che ha bisogno, come quello che ti fa te, Mirella, quello che ti ha Dio fatia, che è una roba grandissima, per il fatto che io non 82 anni che non ho mai saputo di tutte queste robe, qualche cosa sì, perché andavo per gli ospedali, i manicomi, a portargli la roba, conoscevo, ma tutta sta miseria, sta roba, e lavorando in mercato, mi sono sempre reso conto, perché vedere le ricette, le prime volte che il pinguino era cresciuto del prezzo e costava 3.000 e credeva 300 e con i guantini e via poco dammi no, una cosa così, 300 lire sì, e che ne davo mezzo chilo per 150 franchi. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ho tanti servizi, ti ringrazio anche per quello che hai detto. Il problema è capire dove qualcuno di noi vuole andare a parare, solo quelli che abbiamo la cupola alto, ecco, con questo volontariato che diventa sempre più difficile, con una burocrazia incredibile che ci mette con le spalle al muro. Pensate che dobbiamo girare col commercialista, con l'avvocato, cioè io non so se hanno capito bene che è il volontario che tiene in piedi il paese, forse qualcuno si deve svegliare, anche voi dovete svegliarvi a casa, perché non è possibile continuare così. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato Pablo Perissinotto per capire il perché di questa canzone, di questo video e soprattutto cosa fa Pablo Perissinotto, questo cantautore. Andiamo a vedere. Buonasera, io sono Pablo, mi rivolgo a te, grande Astutillo Malgioglio. Ho scritto una canzone dedicata a te, una volta scoperto la tua straordinaria storia di impegno sociale e mi è venuta veramente col cuore. Ti ricordavo come calciatore, ma non avevo veramente ben presente chi fossi stato e chi sei come persona, come uomo e come grande uomo di solidarietà e di cuore. Era l'Inter e lo scudetto, sì dai de record, di chi l'avrebbe mai detto, di Nicola Berti, Frezza di Salso Maggiore, Aldo Serena che di testa era un cazzabombardiere, c'era Prisco, un comico mancatore, quante risate quando il Milan veniva massacrato, i tre tedeschi a fare baraonda, il terzino, il carro armato e la pantegana bionda. Ma ti ricordi di quel portiere là? Ma che nome che c'ha? Ma ti ricordi di quel portiere là? Astutillo il suo nome, un campione sì, umanità, deriso dai tifosi, a volte umiliato, la sua colpa perder tempo con il volontariato in un mondo che non accetta distrazioni. Paravi con le mani ogni speranza tolta ai tuoi bambini ed ora che di tempo ne è passato, sempre in prima fila perché è meno fortunato. Ma che bella storia in questo mondo da rifare, sono qui per dirti Astutillo, io ti voglio bene. Ma ti ricordi di quel portiere là? Ma che nome che c'ha? Ma ti ricordi di quel portiere là? Astutillo il suo nome, un campione sì, umanità. Ciao Astutillo. E qui c'è anche il grande Gianfranco Zigoni. Bella Zigo, bella. Mamma mia, mio marito fa i salti. Allora, complimenti veramente Pablo. Allora, spieghiamo chi è questo portiere.
perché hai fatto questa canzone. Abbiamo visto un calciatore incredibile che tantissimi a casa ricorderanno, Zigoni, chi è che non ricordi? Sì, Zigoni che abbiamo appena visto. Prego Pablo, allora da dove è nata questa idea e perché? Allora, io a Stuttillo Malgioglio in realtà lo conosco da molti anni perché mio papà è un interista sfegatato. Ah, ecco. E lui era portiere dell'Inter nell'88-89 quando l'Inter ha vinto lo scudetto, grazie anche ai tanti gol del Veneto Aldo Serena. E lui mi aveva accennato al tempo, mi aveva dato questo segnale mio padre dicendo: no, ma sai che è il portiere, secondo portiere dell'Inter, perché era il vice Zenga, si dedica anche al volontariato, e riecheggiava in me questo ricordo. Poi è capitato una volta, insomma, scorrendo nei social, che ho visto un articolo che lo riguardava e mi aveva stupito moltissimo questa sua testimonianza, che raccontava che in realtà lui, insomma, è dedito al volontariato da sempre praticamente, ha investito tantissime risorse anche economiche per aiutare i bambini disabili soprattutto, che questo gli ha creato anche dei problemi quando giocava a calcio, non nell'Inter ma nelle squadre precedenti. Addirittura subì, insomma, delle ingiurie da alcuni tifosi che hanno esposto nelle curve degli striscioni con scritto cose del tipo "torna dai tuoi mostri", perché magari aveva preso un gol, tanto per, insomma. Sì, sì. E quindi lui ha dovuto combattere per la causa, ma anche per resistere in un ambiente, appunto, come dicono nella canzone, che non accetta distrazioni, no? E gli davano colpa di essere uno che perdeva tempo per loro, secondo la loro insensibilità perdeva tempo con il volontariato, ma lui è sempre tirato avanti. A un certo punto voleva quasi mollare, ma Trapattoni lo chiamò e gli disse: perché non viene all'Inter? E lì effettivamente negli ultimi anni di carriera trovò conforto in una società sia sportiva ma anche in una tifoseria più sensibile. Senti Pablo, però quello che ha detto fa molto riflettere, che sì, ci sono queste curve di la mamma dei cretini è sempre incinta, dicono, continuiamo a dirlo perché è vero, però purtroppo io mi ritrovo, penso che ho avuto una ragazza diversamente agile, cieca, che in un parcheggio non riusciva ad uscire con la macchina e quando questa persona che doveva entrare al suo posto l'ha vista scendere col bastone, gli ha detto: ma cosa fai in giro? Ma stai a casa che rompi solo le... Lei, siccome è una ragazza molto intelligente, molto sveglia, ha detto: io ho superato sta roba, cioè proprio non me ne frega assolutamente niente. Però voi capite che io ce la faccio e che non ce la fa mentalmente, cioè la giornata è rovinata, e non solo la giornata. Perché tu rientri a casa che non sei più lo stesso, magari sei partito magari felice, magari una giornata un po' particolare, diversa, e ti ritrovi con questa persona parlo, perciò può essere uomo o donna, perché non è, anche nelle curve vediamo anche le donne che fanno delle cose incredibili o dicono delle cose incredibili, proprio in fatto anche di colore della pelle, e rovinate la vita di queste persone. Allora, secondo te, cosa c'è che non va? Siamo proprio culturalmente, io dico sempre, Pablo, che ci sarà il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord. Dico sempre che anche nel mio territorio c'è il razzismo, me l'hanno confermato i ragazzi, gli studenti che ho avuto ospite qui, perciò non è che dico una cosa per un'altra. Con loro c'era anche una compagna di colore che ha detto: è vero, perché posso testimoniarlo personalmente. Eppure qualcuno nega perché a mio avviso si vergogna di dire che lui è così, che è razzista, hai capito? Siccome sa che è una cosa molto brutta nel 2025, eppure continuiamo a non capire che il mondo si sta aprendo, che non lo puoi fermare. No, nessuno potrà fermare il mondo arriverà. Ecco, e quelli che magari adesso sono molto arrabbiati non ci saranno forse più, ma ci saranno i giovani che sono molto più aperti, specialmente quelli che iniziano da piccoli a girare il mondo, ad aiutare, a vedere con altri occhi. Ecco, Franca, cos'è questo? Ecco, anche nella donazione, cioè se io sto morendo
e c'è questo donatore, io non penso che uno vada a vedere se chi mi ha regalato il colore della pelle, ecco, il sangue poi diciamo che è rosso, cioè, tanto per capirci, perché cioè, no, bisogna anche dirle, perché sarei anche un po' stanca di sentire queste cose, come io le sento. Allora Franca, cosa vorresti dire? Tu che invece stai cercando di far capire l'importanza di donare, perché veramente abbiamo dei numeri che sono veramente ristretti in base alle richieste che ci sono. Allora io dico questo, siamo tutte persone, non c'è nessun'altra distinzione, siamo tutte persone e come tali dobbiamo proprio vederci nel nostro modo di essere, nella nostra semplicità, nel nostro io. Non esiste assolutamente una diversità tra il colore della pelle, tra pensiero, perché anche l'organo del nero e l'organo del bianco, del giallo, dell'arancione. Tra persone ammalate e persone sane. Cos'è che dobbiamo fare noi nel nostro piccolo? Cercare di avvicinarsi al prossimo con empatia e con un sorriso. Un sorriso quando al mattino si esce è la cosa migliore per salutare gli altri. Poi cercare anche appunto di essere vicini agli altri, come diceva prima il nostro amico, una volta c'era molta più, cioè tra persone c'era più unità, si cercava di aiutarsi, di essere più uniti, di capire anche il bisogno degli altri, questo io dico. E poi dico anche un'altra cosa, soprattutto alle persone giovani. Le persone giovani sono proiettate in un mondo difficile, non è facile per loro venirne fuori, a volte si trovano anche in un mondo di difficoltà perché non hanno anche l'esperienza per affrontare tutto, eccetera. Allora, secondo me, l'importanza è questo. La famiglia che deve sempre cercare di dare delle basi, degli insegnamenti buoni per poter andare avanti. I giovani dentro di loro ne abbiamo visti ultimamente diversi, sono generosi, sono buoni, non hanno perso quella freschezza che avevamo anche noi quando avevamo 15, 16, 17 anni, bisogna solo cercare di portarla fuori. È vero, però purtroppo quello che fanno vedere i media, i mass media quasi sempre sono gli esempi negativi ed è là che io mi arrabbio, perché invece di esempi positivi di bravissimi ragazzi ne abbiamo tantissimi, ma quelli non fanno vedere perché quelli non fanno audience, cioè il bell'esempio, ecco la persona che si comporta bene, che aiuta, quella non fa testo, tanto è vero che penso di essere una delle poche trasmissioni dove invito tutte le associazioni di volontariato, tu puoi esserne anche testimone, proprio per dare visibilità a queste associazioni, ai volontari di queste associazioni, però si fa fatica. Eppure i segnali, come dice Franca, di questi ragazzi ci sono, ad esempio i concerti. Perché i concerti sono strapieni di ragazzi? Perché loro amano la musica e la musica vuol dire cultura. Poi, ma che musica? Ma ogni età ha avuto la sua musica, che ti possa piacere o non piacere. Io mi ricordo una volta i Beatles, mamma mia, capelli lunghi, dobbiamo capire che il mondo, come ho detto prima, va avanti e i ragazzi seguono quello che è il loro mondo. Cosa vuoi dire, Pablo? Anche queste canzoni molto forti, con dei testi veramente terribili a volte, è una sensazione che loro hanno anche di disagio, che lo trasmettono con queste canzoni, se tu le osservi. Poi bisogna gestirli però, perché bisogna anche capire che c'è anche un'asticella che non devono oltrepassare, bisogna dire anche la verità, ma qualcuno deve controllare, ma a mio avviso deve controllare prima, non dopo, perché è troppo facile dire dopo. E prima cosa hai fatto perché non succeda questo? Prego. Beh, allora io devo dire una cosa forse un po' controcorrente, nel senso che se lei si riferisce ai gruppi attuali, insomma, che vanno per la maggiore, come possono essere i trapper, è vero che hanno dei testi dove è sdoganata, senza nessuna retorica direi, il mito del successo economico, la misoginia,
e anche l'apologia al consumo di droghe, perché sono temi centrali. Però è anche vero che se i ragazzi si riconoscono in questo modo, intanto non è detto che sia per forza abbia sempre una funzionalità d'esempio questi cantanti, anche perché comunque durano, per fortuna, durano poco, i trentenni non ascoltano più quella musica, è musica che raccoglie un'utenza che parte dagli 11 anni fino ai 15-16 e poi passano ad altro. Però il problema è che se i ragazzi comunque si identificano in questo linguaggio, vuol dire che comunque questo linguaggio lo hanno metabolizzato dalla società. Cioè non è un linguaggio inedito per loro, è un linguaggio che loro sentono, perché è vero che comunque per noi i soldi sono tutto, è vero che comunque anche nel nostro paese, parlo dell'Italia, il maschilismo, la misoginia ancora non è stato debellato, c'è ancora una fortissima retaggio che ancora deve superare, deve diventare insomma qualcosa di molto più d'avanguardia rispetto al tema, ed è anche vero che comunque la droga non è presente solo come vogliono far credere nei centri sociali o nelle zone, diciamo così, più defilate. La droga ormai è di consumo di massa, perché anche quello in giacca e cravatta insomma fa uso di droghe, quindi sono semplicemente una rappresentazione molto, diciamo così, scarna, se vogliamo, da un punto di vista morale, però di qualcosa che loro sentono che c'è. Quindi alla fine è un racconto di una società vera, non di una società né distopica e neanche una società attuale che loro riconoscono. Poi per fortuna comunque vedo che alla fine è molto un gioco. Mio figlio, che ha 16 anni, ascolta la trap e va ai concerti della trap e io lo accompagno ai concerti della trap, però mio figlio è uno che sa benissimo quali sono dei valori per me inalienabili, che non deve assolutamente, perché sì, ne parliamo tantissimo e quindi praticamente un po' come quello che guarda, se voglio, poi concludo, come quello che guarda tipo io, i film dell'orrore. Io sono appassionato dei film dell'orrore, di film thriller, non ammazzerò mai nessuno nella vita, insomma sì, non so, però ti intrigano, sì, li guardi, esatto, ecco. Quindi è un gioco, è una provocazione che diverte, Certo, è anche vero che se però, tipo il Festival di Sanremo, che sono contenitori di massa, contenitori popolari, portano in scena preferibilmente il giovane che ha questo tipo di linguaggio rispetto a tanti altri che magari porterebbero alle grandi masse dei valori. Sto parlando di me, sto parlando di tantissimi bravi cantanti che magari fanno così della loro musica un veicolo per poter esprimere valori di solidarietà, come ne stavamo parlando, valori di partecipazione sociale, e magari questi, appunto perché vedono visti come ormai una cosa retro, no? Come una cosa ormai che non appartengono più a, diciamo così, a qualcosa di accattivante per le masse, vengono messi da parte per preferire, allora questo potrebbe essere un problema. Pubblicità. Perissinotto, che è un cantautore naturalmente, poi vedremo anche un altro video bellissimo di Pablo con Franca Gasparini, segretaria AIDO, perciò capite questa mattina che tocchiamo le fragilità, ma per aiutare, per cercare di far capire cos'è anche la solidarietà vista da tante angolazioni. Andiamo a vedere il video di Pablo Perissinotto che parla dei giovani. certi lavori, dicono siete la causa di disagi e malumori, che volete tutto subito senza fare sacrifici. Lo dice anche Briatore e tutti i suoi amici. Che goduria, si è rotto il giocattolo, la corda si è spezzata e tutti vanno in panico. C'è penuria di schiavi, ma sì, date pure colpa all'RDC. I giovani non si fanno più fregare.
voi, voi. Dicono che colpa dei vostri genitori, che è colpa dello Stato, della scuola e professori. Non vi hanno insegnato cos'è il sacrificio, lo dice anche la Sant'Anché. Che goduria, si è rotto il giocattolo, la corda si è spezzata, piuttosto vanno all'estero. Questo è il risultato della vostra avidità, il karma vi saluta con cordialità. I giovani non si fanno più fregare, sono finiti i polli da spennare. Coi giovani, io tifo per voi, dico Abbeatore e i suoi amici, parassiti siete voi. I giovani non si fanno più fregare, e ai vecchi schiavisti patate da pelare. Coi giovani, io tifo per voi, dico Abbeatore e i suoi amici, parassiti siete voi. Dunque assumete molte bambine molto carine e pagatele il giusto, cioè poco, in modo che si abituino a una vita di sacrifici, di privazioni e di umiliazioni, così crescono. Ecco, noi siamo un'azienda che pensa molto al nuovo che avanza. Avete sentito queste parole? Sentiamo da un grande, adesso Pablo spiegherà chi abbiamo sentito parlare, e soprattutto quando vai nelle scuole la differenza di andare nelle scuole con le tue canzoni, con questi bellissimi anche video che tu fai vedere, e poi quando vai invece nei concerti, nei teatri, pubblico diverso. Ecco, raccontaci un po'. Tanto spieghiamo che abbiamo appena sentito. Allora, questa è una canzone che ho avuto l'onore di fare assieme al gruppo bolognese Gli Schiantos, un gruppo che conosco da tantissimi anni, con cui ho avuto la fortuna di lavorare sia con il cantante e leader Roberto Fricantoni, purtroppo ci ha lasciato nel 2014, e quello che abbiamo visto nel finale della canzone, Fabio Testoni in arte Dandy Bestia, che anche lui purtroppo se n'è andato da poco, ed è stato un momento per me di orgoglio, perché sono il mio gruppo preferito, quindi puoi immaginare che avere una collaborazione col proprio gruppo preferito deve essere una delle cose più entusiasmanti per un artista. Poi parlavamo di pubblico. Sì, io ho questa esperienza, diciamo così, binaria, un po' bipolare, quindi con lo spettacolo con Aurora, mia nipote, che lei ha conosciuto. Tu hai conosciuto. Vado nelle scuole, parliamo ai ragazzi appunto di bullismo, di cyberbullismo, attraverso due tipi di narrazione, quella teatrale che faccio io e quella proprio personale di Aurora, che racconta l'esperienza personale. Tu prima parlavi appunto dell'insensibilità di chi magari con disabilità subisce addirittura l'ostilità, no, di alcune persone. Figuriamoci che mia nipote, che è una non vedente, ha subito un gravissimo fenomeno di bullismo, e anche molto dilatato nel tempo, perché è stato per diversi anni, e adesso lei ha superato, insomma, quel lutto, diciamo così, psicologico, e vuole parlare a chi adesso ha l'età che aveva lei al tempo, e per far questo appunto abbiamo organizzato questo spettacolo che va in giro ormai da 2 anni, si chiama Le parole di Taglio, e semplicemente racconta la sua storia, però insomma con una chiusura avvincente di una persona che è riuscita a riscattarsi attraverso lo studio, attraverso insomma delle azioni. Adesso lei è psicologa. E anche la famiglia. E anche la famiglia che l'ha supportato moltissimo, quindi è anche una storia a lieto fine, se vogliamo, anche se comunque denuncia, diciamo così, una porzione di umanità ancora molto sensibile e impreparata al rapporto con le persone che hanno disabilità.
Sono perfettamente d'accordo. Franca Gasparini, anche tu entri nelle scuole, ecco, ti confronti con questi ragazzi su un tema molto delicato. Ecco, cosa vedi e cosa senti? Prego, Franca. Allora, nella nostra associazione c'è una grossa presenza di monitori che si adoperano ogni giorno per parlare dei ragazzi nelle scuole. Ultimamente abbiamo pensato che andare a parlare noi come persone volontari grandi poteva essere un bene, e lo sarà sempre perché stiamo seminando, però in ogni caso se c'è qualche ragazzo giovane che va a parlare agli altri ragazzi della stessa età, è una cosa completamente diversa. E a questo io adesso devo dare una bellissima notizia. Nel Veneto hanno aderito alla formazione, si stanno preparando 50 monitori di 16 anni. Questo vuol dire un grosso impegno da parte loro, perché si stanno formando e ci sono diverse riunioni formative fatte da dei giornalisti, da dei coach che sono proprio specializzati in questo, e poi hanno anche delle lezioni per come comunicare, per la comunicazione, quindi come intervenire a livello dei social. Allora, io sono rimasta contenta perché alla fine noi pensavamo che a questo processo aderissero 15-20 persone, non di più. Invece hanno aderito, anche grazie alle scuole, tantissimi ragazzi, 50 persone provenienti, ce ne sono da Treviso, da Piazzola, da Vicenza, da Castelfranco, e poi tanti anche ragazzi del Veronese, e tutti si stanno inserendo proprio nella strada del volontariato. E io ripeto questo: il volontariato attivo è un bene anche per questi ragazzi, perché innanzitutto si stanno facendo un'ottima esperienza. Sabato, per esempio, siamo tutti quanti, noi accompagnatori, assieme a questi ragazzi in Fondazione Banca Occhi, dove loro possono vedere con mano cosa c'è dietro a una fondazione, vedere la donazione nel suo vivo, tutte queste cornee che vengono elaborate e serviranno poi per ridare la vista a centinaia di persone. Ma anche è forse un primo approccio tra scuola e lavoro, perché anche gli insegnanti hanno detto che queste attività, questa formazione è un'esperienza che poi potrà far sì che ci sia una scelta consapevole da parte di questi ragazzi per arrivare poi a una eventuale professione sanitaria o medica. In base a tutto questo io ho visto anche la grande generosità di questi ragazzi, e quando un formatore ha chiesto loro: cosa vedete voi ragazzi di 16 anni dietro al dono? Che cos'è il dono? E la maggior parte dei ragazzi hanno detto empatia, generosità, amicizia, voglia di far del bene, ma anche attesa. E quindi questo è importante per capire anche la loro sensibilità in materia delle persone che invece hanno bisogno, e tutte queste frasi, e generosità, e tutte queste frasi qui fanno pensare, ma fanno anche capire che il volontariato per carità, il volontariato è anche faticoso perché ci si impegna tutti quanti, però dopo si ha un grandissimo ritorno anche proprio per se stessi, perché ci fa stare bene.
Allora Franca, io sono anni e mi danno ragione i grandi primari che abbiamo non solo nel Veneto, che io invito in trasmissione anche tramite Smith, di aprire gli ospedali a questi ragazzi, perché forse anche toccando con mano la realtà dell'ospedale, vedere cosa si fa all'interno, chi sono le associazioni di volontariato che ci sono all'interno, intrigarli, come ha detto Lail, che quel giorno che sono arrivati in questo centro 20 ragazzi sono diventati tutti 20 donatori, prima non c'erano. E sì, la Presidente ha detto eravamo andati nelle scuole, però si vede che non li avevamo intrigati abbastanza. Vuol dire che nel momento che loro toccano con mano, come hai spiegato tu, quella che è la realtà, è possibile che un domani magari uno diventi un ricercatore, è come quel ragazzo che ho avuto che ha scoperto la stella variabile. È successo proprio così. Lui ha detto ho scoperto la stella variabile nel momento che mi sono accorto che la mia tendenza era quella, ma non l'ho scoperto a casa, a scuola o su internet. E quando sono andato all'interno dell'osservatorio astronomico, là sono stato proprio preso. Là ho capito quello che io volevo fare e ho scoperto la stella variabile. Allora capisci che questi ragazzi magari non sanno bene chi saranno in futuro, ma bisogna anche cercare di accompagnarli in un percorso. Poi diventerà, non diventerà, ma magari toccano con mano. Cioè l'educazione civica, a mio avviso, non dovrebbe essere fatta a scuola. L'educazione civica dovrebbe essere fatta fuori dalla scuola, visto che li portano dove vogliono loro, a fare qualche bella gita. No, l'educazione civica andrebbe fatta all'interno degli ospedali, con le associazioni di volontariato, andarli a trovare una alla volta per mano accompagnandoli, visto che i soldi quando vogliono li trovano per farli uscire, certo. Ecco. Allora Franca, forse è proprio questo, accelerare su questo. E queste eccellenze mi hanno detto che ho ragione, che è vero, si fa già, però non è abbastanza, bisogna, hanno detto, allungare di più, perché mancano medici, mancano infermieri, mancano OSS, mancano insegnanti, manca tutto. Nel 2025 sarà qualcosa che non torna, possibile che siano tutti proprio che non abbiano voglia di fare niente. Come ci saluti Franca Gasparini? Allora, io innanzitutto ringrazio tutti quanti e ringrazio Mirella, perché Mirella, è la nostra Mirella e ci aiuta tantissimo. E niente, io do un'ulteriore notizia. È vero, negli ospedali i ragazzi devono entrare. Allora noi fino ad ora non abbiamo seguito questo, però farò presente. Però ecco, proprio per indirizzare i ragazzi, per fargli fare qualche esperienza in più positiva che hanno bisogno, saranno anche il 3 novembre in Fondazione Banca di Tessuti di Treviso, in maniera da capire anche l'altra faccia del dono, quindi vedendo due laboratori completamente diversi, però tutti quanti due fondazioni d'eccellenza che ci sono, e da lì insomma partire, vediamo che speriamo che ne venga fuori sempre meglio, ecco. Grazie a Franca Gasparini, segretaria AIDO Veneto, grazie infinite, mentre Pablo Perissinotto spero rimanga ancora con noi perché dobbiamo vedere altri video suoi, speriamo ce la faccia. Pubblicità, grazie Franca. Il mare, fonte di infinito irrequietezza, la dolcezza sulle rive di un tramonto estivo, la violenza sui muri del destino, sui muri del destino. Quasi tutto perde il suo valore in mezzo al mare, il colore dei vestiti, la paura, i sogni perseguiti, la felicità è un'illusione
smentita o per rimanere attiva. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova la vita. E quasi quasi anche ricordo di essere esistiti laddove solo il sogno del mare poteva affogare il dolore. Ma adesso che anche l'ultima onda ha rinunciato a prendermi, e che a difendermi dalla balena il sogno di un lavoro, una casa o un figlio appena nato. Guardare nuovi occhi che parlano al futuro e non occhi ammutoliti dagli orrori del passato. La felicità è un'illusione che ha bisogno di una riva per essere smentita o per rimanere attiva. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova l'amore. La sua ricerca non trova conclusione se prima non la trova la vita. Bellissima canzone, bellissimo video, il mare, la terra, il cuore. Salutiamo anche Patrizio Dei Tos, Presidente Confindustria Est Europa. Buongiorno Presidente, grazie veramente di essere qui. Ha sentito con che bella musica l'abbiamo accolto? Chissà che ci dia belle notizie. Vedo un sorriso anche, non si sa mai, spero veramente bene. Saluto anche Paolo Favaro, Presidente Comitato Cave Marocco. Grazie Favaro, anche lei di essere qui. Buongiorno, buona giornata. Allora, Presidente Dei Tos, cosa ci racconta? Il mare, la terra, il cielo, i dazi, la speculazione, gli stipendi, le pensioni, non ne possiamo più. Cosa succederà? Non in passato, ma in futuro? Prego, Presidente. Guardi, io rappresento praticamente 9 confindustrie in Est Europa. Io in questo momento mi auspico solo che l'Europa geografica, non l'Europa politica, l'Europa geografica sia più unita di sempre, perché con tutto quello che sta succedendo nel mondo, dazi, guerre, eccetera, ci sono tanti squilibri, no? Per noi che dobbiamo fare economia, che comunque siamo un po' l'ossatura, lo scheletro di tutte queste, anche della nostra economia italiana, dobbiamo cercare di fare quadrato e di essere sempre pronti ad affrontare tutto. Chiaramente il mio sorriso è perché dobbiamo essere positivi sempre, dobbiamo essere resilienti sempre. Quindi io penso solo positivo e penso che comunque le cose andranno bene, finiranno queste guerre, perché dopo il temporale arriva sempre il bel tempo. Quindi aspetto il bel tempo, aspettiamo veramente che cambi un po' la situazione, però mi auspico anche che l'Europa stessa apri un po' le maglie e faccia entrare anche dei paesi, adesso io mi riferisco magari alla Serbia o altre, alla Bulgaria eccetera, che le facciano entrare in Europa, perché queste sono delle economie che
hanno un valore importante anche per l'Italia, anche per i nostri imprenditori, sia come mercati di sbocco che come collaborazioni. Non si parla più di delocalizzazione, si parla di internazionalizzare le aziende, si parla di avere mercati più ampi. Cerchiamo di essere noi sempre molto attivi per accompagnare, sia per conquistare mercati nuovi. Tra l'altro nei paesi dell'est le confido, ho avuto una cena a Roma proprio la settimana scorsa con tutti gli ambasciatori di tutti i paesi, quindi Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Ungheria, adesso tutti i paesi che rappresento, c'erano tutti gli ambasciatori e tutti gli ambasciatori hanno avuto delle bellissime parole riguardo l'Italia, il Made in Italy, e una grande considerazione, tutti questi paesi hanno una grande considerazione del nostro paese. Quindi è peccato anche qualche volta guardare mercati a 6-7 mila chilometri, non so, mi riferisco agli Stati Uniti o ad altri mercati lontani, quando effettivamente abbiamo dei mercati vicini che possono essere veramente interessanti. Presidente, è vero quello che dice e la ringrazio. Questa energia, questa voglia anche di superare, questa creatività che abbiamo nel DNA, non c'è niente da fare, ce l'abbiamo noi. Tanti possono copiare, ma bisogna che ce la lasciano perché ce l'abbiamo. E la vedo anche molto nei giovani. Qual è il problema, Presidente? Che non riescono a superare quei paletti che vengono messi dal nostro governo, anche dai governi precedenti, che è questa burocrazia inaudita. Noi ormai abbiamo più burocrazia che veramente il fare, l'agire. Noi dobbiamo preparare carte, ma queste carte anche costano. Questi bandi che non si riesce a capire perché siano così complicati e difficili invece di semplificarli. Ma per partecipare a volte io ho avuto dei ragazzi, degli artigiani meravigliosi che hanno detto è una cosa impossibile, anche i costi. Non le sembra che invece di capire che questo paese potrebbe volare perché siamo così, l'ha detto lei, cioè il Made in Italy, chi è che non l'ha copiato, chi è che non lo vorrebbe? Il problema è che non l'hanno neppure salvaguardato. Le associazioni di categoria, mi scusi Presidente, non adesso perché adesso sono cambiati anche le persone, fortunatamente dico io mi scusi, ma qualcosa si è cambiato e mi fa piacere di avere anche lei. Hanno capito che devono accelerare, che devono muoversi, perché così il paese rimane paralizzato. Noi abbiamo questa creatività, abbiamo anche una forza lavoro, Presidente, che potrebbe essere messa impiegata facendo una formazione adeguata, visto che abbiamo anche le persone, però ci impediscono. Pensi Presidente, lo dico, è già 3 mattine che lo dico, che ho avuto un ragazzo che sogna di fare il saldatore. Allora io ho detto, ma come sogni di fare il saldatore? Ma se tutti cercano saldatori, ma tu hai mandato il curriculum, hai cercato, hai telefonato? Sì, ho fatto, ma nessuno mi chiama, nessuno mi ha più richiesto. Meno male che, guardi che è storia vera, Allora ho detto, ma sai parlare l'italiano? Sì, conosco perfettamente l'italiano e il francese. Ah sì, ho detto, perfetto. Io non gliel'ho detto a lui. Però ho detto ti trovo io il lavoro, non c'è nessun problema, guarda, te lo trovo, ti posso assicurare. Sa qual è il suo problema? Che ha la pelle nera, Presidente. Ieri ho avuto un parroco che mi ha dato ragione, ha detto, vero Mirella, questo è il problema. Allora capisce, Presidente, che dobbiamo, questo paese, perché ci sarà anche il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord, Presidente, dobbiamo iniziare ad aprire le menti, a capire che il mondo arriverà qua, non c'è niente da fare, inutile che vogliamo chiuderci, non ci chiuderemo più e non ce la faremo. Ecco, questo c'è un unico cielo, Presidente, e dobbiamo capire questo. E quello che mi fa più rabbia è che abbiamo questa forza lavoro, ma adesso hanno inventato il colore, finché il cartellino non è di quel colore, tu da questa stanza non esci. Allora Presidente, vogliamo unire le forze e capire che forse dobbiamo andare più in là, se vogliamo veramente il bene di questo meraviglioso paese, di questa popolazione che abbiamo stupenda. Prego Presidente.
Guardi, lei ha toccato degli argomenti molto differenti. Ha toccato l'argomento della burocrazia e purtroppo la burocrazia in Italia, lo sappiamo tutti, è talmente pesante, farraginosa, che rallenta anche gli investimenti di esteri che vorrebbero venire qua a fare qualcosa, a fare delle produzioni, anche perché noi nella nostra cultura, cioè abbiamo l'architettura più vecchia del mondo e più bella del mondo, e probabilmente proprio questo fatto di vivere costantemente a contatto con questa bellezza fa crescere anche i giovani con queste caratteristiche. Quindi abbiamo i giovani che sono predisposti a quello che è il Made in Italy, a quello che è il bello, mentre altri popoli magari ne hanno un po' meno. Però ha toccato l'altro argomento chiudendo la burocrazia, io penso che sia solo un problema di nostri quelli che fanno le leggi, le stanno veramente mettendo una sopra l'altro e creano veramente delle lungaggini. Mi riferisco ai progetti anche edili, cioè tante volte abbiamo dei progetti che partono, non possono più partire dopo 5-6 anni perché sono obsoleti, cioè talmente lenta la burocrazia che crea addirittura la inappropriatezza del progetto, perché arriva ad essere pronto in un momento che la storia o l'economia non dà più ragione, non dà più senso. E quindi là penso che dovremmo veramente lavorare in tutti e dovrebbe esserci un'apertura veramente da parte anche della politica a questo livello. Mentre ha toccato l'altro argomento, che è quello della disponibilità della manodopera. E la manodopera, tenga presente che anche nei paesi dove io rappresento la Confindustria, anche lì cominciano ad avere gli stessi problemi, perché l'estero è sempre più bello, magari perché si guadagna un po' di più e i nostri giovani vanno all'estero, e magari ci blocchiamo anche l'immigrazione per partito preso, senza ragionare che, per esempio, le badanti, io ho mio papà che ha 93 anni, ma se non avessi la badante che lo segue ed è bravissima, se non avessi la badante che lo segue, e la badante è una marocchina, ma non ne trovi italiani che vanno a fare, non trovi la disponibilità di giovani italiani che vogliono andare a vivere insieme a un anziano di 92 anni e hanno passione. Cioè, quindi abbiamo bisogno noi anche di queste persone che hanno queste caratteristiche, e non trovo corretto. Lei ha parlato di un saldatore, probabilmente un saldatore lo cercano tutti, le garantisco che il saldatore potrebbe trovare posto veramente dappertutto, ma la pelle non ha colore, la pelle è qualcosa di superficiale, cioè non è quello che conta, conta tutt'altro, conta il senso, quello che ha dentro la persona, quello che vuol fare la persona. La pelle, il colore della pelle è una cosa superficiale che non dovrebbe neanche essere considerata. Quindi io su quello sposo completamente quello che lei sta dicendo, però anche dico attenzione che noi abbiamo bisogno di queste persone per portare avanti anche le nostre economie, perché purtroppo una cosa a cui non si è data importanza in Italia è la diminuzione demografica del nostro paese e l'invecchiamento della popolazione. Oggi io ho anche delle aziende, faccio pavimenti in legno in Italia, ho 3 aziende in Italia e ho la media, mentre quando ho cominciato avevo la media dei miei collaboratori di 25 anni, 30 anni, oggi ho una media di 45, 50 anni e non trovo persone che vengono, che hanno voglia di lavorare, se non extracomunitari magari, e ben venga che ci siano, attenzione, extracomunitari che però magari hanno problemi di lingua, di apprendimento eccetera, e che crea un po' più di problematica per portarlo avanti, tenendo presente che tutte le maestranze cominciano veramente ad essere di una età avanzata, quindi bisogna fare un'analisi direi molto profonda su quello che è la disponibilità delle persone che vogliono lavorare, perché sembra che i giovani siano cambiati, siano peggiori di prima. Non è vero niente, i giovani sono come quelli che c'erano una volta, solo che il problema è che una volta venivano in azienda 20 giovani alla settimana in cerca di lavoro perché ce n'erano, oggi ne arrivano 2, ma perché non ce ne sono?
E purtroppo abbiamo anche noi il problema che magari il giovane che ha studiato, ha fatto l'università, eccetera, è attirato di andare all'estero per fare nuove esperienze, e io condivido anche che possano fare delle esperienze, e mi auguro però che tornino anche indietro con delle esperienze maggiori e che insegnino anche a noi che siamo più vecchi ad essere più proattivi e più propositivi, perché tanto c'è sempre da imparare, non è che uno nasca imparato come volgarmente si dice. Vede Presidente, do ragione in questo, però io questa realtà tocco con mano. Io vado da queste persone, ho la fortuna di essere riuscita a entrare, porto loro da mangiare perché non hanno neppure da mangiare, tanto perché lo sappiate a casa come funziona, e la prima cosa che mi chiedono, Presidente, mi dicono fammi lavorare. E io chiedo cosa sai fare? Allora mi dicono il falegname, l'agricoltore. Certo che non sanno usare i nostri attrezzi, non li hanno, è logico, però forse sanno e conoscono la terra meglio di noi, io li ho visti, e forse, Presidente, c'è qualcosa che ci impedisce, che hanno messo proprio questi paletti per non farli uscire. Hanno i muscoli così, perché vengono da paesi dove devi muoverti, cioè la natura è quella, non c'è niente da fare, fisici che voi non avete idea, ma non sono dopati come i nostri, sono naturali. Allora Presidente, ho deciso di muovermi e ho deciso di fare squadra con chi vorrà per cercare di dare lavoro a queste persone, perché me lo devono dire in faccia che non le vogliono, perché sanno fare i camerieri, sanno fare i falegnami, sanno fare i saldatori. Guardi che questo ragazzo, io l'ho visto i curricoli che ha mandato, nessuno ha risposto. C'è un nome e cognome, Presidente, io li ho visti, perché me li ha fatti vedere, perché non è che bevo tutto quello che mi raccontano, voglio toccare con mano la realtà prima di muovermi. Però faccio se posso interrompere un attimo, sì. Farei una proposta, mandi al Confindustria Veneto Est o anche alle associazioni di imprese, perché secondo me cercano queste persone, non è vero che non le cercano, magari hanno qualche, non posso negare che possono avere qualche dubbio eccetera così, però se manda tutti questi curriculum a queste associazioni, secondo me qualcosa può aprire. Così. Guardi, come Presidente, lo farò di sicuro perché ho deciso di agire, non me ne frega più niente. Vedremo le risposte che arriveranno, vedremo. Ecco, questi ragazzi hanno bisogno di fare formazione, certo, però forse anche lavorando si impara. Una volta si faceva così, mi sembra, Presidente, che una volta si faceva così, non si faceva altro. Non si andava a scuola per imparare a lavorare, si toccava con mano il lavoro. E c'era quello che era più portato per una cosa, chi che era più portato per un altro, però ci facevano toccare con mano ed erano quelli più vecchi che insegnavano ai più giovani a lavorare. Siamo cresciuti così, Presidente, non c'è niente da fare. Dobbiamo tornare indietro e fare questo, perché non ne possiamo veramente più. Noi dobbiamo andare avanti. Se è il bel paese, abbiamo degli artigiani meravigliosi. Hanno colpito perfino quello, il mondo dell'artigianato. È stata una cosa di una violenza inaudita. Lo dico io, Presidente, lo dico tutte le mattine, non è che me lo inventi. Perciò ho deciso di agire con queste persone, dove ho visto i contratti, Presidente, dove io chiamavo ed erano contratti falsi, non veri, con un numero di telefono, poveretti, come dice lei, cosa vuoi che sappia? Loro firmano, perché poi firmano, vai a vedere come firmano e chiamano un numero di telefono. Quando chiamavo io, ho avuto anche i sindacati, qua gliel'ho detto, mi hanno dato ragione, buttavano giù il telefono, Presidente, non riusciva, capisce, Presidente, che c'è qualcosa che non torna, i numeri non ci sono, non tornano i numeri. Abbiamo Sandra da Padova, poi continuiamo, vai Sandra, veloce. Ciao Mirella e buongiorno al Presidente. Io sono d'accordo con il Presidente, però c'è anche una cosa da dire. Una volta c'era l'ufficio di collocamento, le aziende mettevano un elenco di quello che gli serviva, dall'artigiano alla fabbrica, dal saldatore al meccanico al falegname. Adesso, per carità, ben venga la tecnologia, però con 6 mail è logico che arrivano pacchi e email e si raggruppa tutta a posta, diciamo così, ed è anche molto più problematico e difficile pescare nel mucchio. Poi dirò un'altra cosa,
qua dovrebbero i politici insistere di fare come una volta dici te, perché io sono di quella generazione, l'apprendistato, c'erano delle anche agevolazioni a livello di stipendio e di contributi per i datori di lavoro, perché io ho cominciato a 15 anni a lavorare, dunque ne so qualcosa. E è chiaro che io, se prendevo 30.000 lire al mese, quella che era più alta di me perché aveva più anni di lavoro, perché aveva esperienza, ne prendeva 60, però non mi sono mai azzardata a dire ma io voglio, perché c'è anche questa cosa da dire, e te lo posso testimoniare perché mio marito è un artigiano, che la prima cosa che chiedono quanti soldi mi dai al mese, e non sanno fare niente. Il saldatore, mio marito ne ha 2, ti paga pieno di quattrini e non è semplice, perché la parola saldatore in generale è la parola fluida. Però per imparare a fare il saldatore a filo, io ho chiesto al mio marito, vedevo perché ho lavorato con lui in ufficio, bisogna avere qualcuno che ti insegna, e bisogna che non si vedano le sbavature, bisogna saldare l'acciaio, non è semplice, Mirella. Dunque io dico che la politica deve tornare indietro e fare questa tipologia, però piano. Bisogna avere anche l'apporto dei giovani, perché se tu pretendi 1.300 euro al mese più i contributi, che non sono pochi, perché sappiamo quanto esosi sono, succede che dicono no, non può lavorare per 100, 600, 800. Grazie Sandra, se no non ce la faccio andare avanti, ho ancora l'altro ospite, ma sei stata molto chiara. Se mi spieghi cosa è facile in questo paese forse riusciamo a capire, perché per me non è niente di facile, niente, tutto difficile, molto difficile. Allora saluto anche Paolo Favaro, presidente comitato Cave Marocco. Favaro, cosa ci racconta, com'è la situazione dal suo punto di vista e dalla sua angolazione? Prego. Ma per la verità io rappresento un'associazione, un comitato che si occupa di ambiente e ovviamente noi non trattiamo le questioni attinenti il lavoro, trattiamo le questioni, noi siamo un po' i sindacalisti dell'ambiente. Da questo punto di vista noi siamo sempre attivi, fra poco partirà un ciclo di conferenze sulla biodiversità, che per noi è un tema fondamentale per far conoscere alla nostra cittadinanza, al cittadino comune, diciamo, anche al non interessato, il valore di questa parola, perché noi siamo immersi in una biodiversità e purtroppo ne stiamo perdendo un po' alla volta sempre più pezzi, diciamo. Siamo cittadini che spesso non si rendono conto, presi come siamo da tutte le nostre situazioni lavorative, non lavorative, personali e quant'altro, che il mondo che ci sta attorno, non rappresentato dagli altri esseri umani, ma dagli altri esseri viventi, lo stiamo pian pianino perdendo per tutta una serie di motivi. Per cui noi abbiamo pensato, appunto, come facciamo spesso, di scegliere un tema, di portarlo alla cittadinanza, ovviamente chiamando esperti, diciamo così, di notevole livello, per far rendere noi tutti più coscienti dell'ambiente in cui viviamo, delle necessità che abbiamo noi per primi di salvaguardare, di mantenere il più possibile questo tipo di ambiente. Ecco, questo è quello di cui ci stiamo occupando. Favaro, la ringrazio, ne ho parlato penso tutta la scorsa settimana anche col professor Lucio Montecchio dell'Università di Padova sull'importanza della biodiversità. Ecco, io ne parlo spesso perché ritengo che forse non abbiamo ben compreso l'importanza della biodiversità, ma perché nessuno informa. Ecco, ci informano su cose che ce ne può fregare di meno, mentre su quello che veramente dovrebbe essere importante è essere informati, anche
anche perché siamo molto pigri, ecco, facciamo fatica a uscire, ad ascoltare, però un po' alla volta, grazie anche alle associazioni come la sua Favaro di volontariato e non solo, un po' alla volta ce la faremo, e sono veramente molto ottimista perché vedo che i giovani sono molto favorevoli a intraprendere un cammino diverso rispetto ai loro genitori, ecco, sono molto vicini al tema ambiente, al green, e questo mi fa ben sperare. Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io adesso ogni tanto prendo il pullman e vedo tutti questi ragazzi dai 16, 17, 18, 20 anni che col pullman vanno a scuola, e io mi dico, ma io avevo la loro età, ero già a lavorare, io a 15-16 anni ero già a lavorare, addirittura nelle terze medie ho fatto anche un corso di saldatore, ho ancora il diploma, che bei ricordi Mirella, guarda, una volta la vita era semplice, tu andavi a lavorare quando non avevi voglia di andare a scuola, andavi a lavorare, era bello. Però c'era un problema, sa Mirella, perché all'epoca quando la gente smetteva di studiare e andava al lavoro, c'erano i professori che si lamentavano, che andarono dai politici, non ci sono scolari, noi perdiamo il lavoro perché non... Cos'è che ha fatto il governo? Ha messo gli studi fino a 16-17 anni, obbligatori. E da lì disastro. Certamente se tu prendi in sala, in studio, dei professori, dicono no, bisogna studiare, perché chiaramente sì che bisogna studiare, perché se no lei sarebbe a spasso, se la gente non studiasse, lei professore sarebbe a spasso, invece la gente deve studiare, quindi lei lavora e insegna. Però dopo c'è la lamentela dei artigiani. Chi è che va a lavorare? Se lei prende il pullman e tutti sti giovani sono sui pullman per andare a scuola, chi è che va a lavorare a 15-16 anni? Io solito Sevo, a 14 anni smisi la terza media e andai a lavorare. La vita era semplice, Mirella, era semplice anche perché era un aiuto per le famiglie. Che pensa, Mirella, c'era famiglie che avevano 4-5 bambini che a 14 anni andavano al lavoro ed era un ossigeno anche per la famiglia, perché dicevano certe famiglie non ce la fanno a mantenere i figli, non li fanno i figli, ma perché devo fare dei figli, mantenerli per andare a scuola? No, i figli non li faccio. Grazie Antonio, fammi andare avanti, sei stato chiarissimo come sempre sulle riflessioni che hai fatto. Pablo, ecco, anche la musica è un lavoro, ma la musica è arte, è cultura, forse anche questo hanno bisogno i ragazzi. Loro amano la musica, ma mi sembra che nelle scuole di musica se ne faccia pochissimo. Una volta c'era molto di più, forse una volta erano più attenti, ecco, anche come si sentiva prima, anche c'erano le applicazioni tecniche dove bene o male alle medie qualcuno vedeva dove eri più orientato, cosa riuscivi a fare meglio. È sparito tutto. Siamo 2025 e per prendere una raccomandata alle poste ci vuole mezza giornata, se ti va bene ce la torni anche indietro. Nelle banche è lo stesso, 10 sportelli, un sportello aperto, mezza giornata e torni a casa magari senza aver risolto il problema. Funziona così adesso, tutto online, con una popolazione diversamente giovane. Poi vorrei sentire anche cosa ne pensa il presidente Patrizio dei TOS, ecco, che non sta neppure ad operare i cellulari perché è così e non gliel'hanno insegnato, cioè non è che non gliel'hanno insegnato nessuno, gli hanno dato la carta di credito, adesso vai con la carta di credito e arrangiati, cioè proprio non funziona niente. Come vedi tu dal tuo mondo, ecco, la cultura può salvare i giovani, ecco, perché è là che dove l'arte, la bellezza, è là che poi trovi anche l'impegno, la passione, prego. Allora, la cultura diventa interessante nel momento in cui si fa carico di dare dei messaggi e riesce a farlo senza la sovrastruttura, diciamo così, della retorica adulta.
Ad esempio, lo spettacolo con Aurora che faccio nelle scuole, che parla di bullismo e cyberbullismo, funziona molto perché la testimonianza attiva di chi ha subito bullismo crea un linguaggio alternativo rispetto a una persona magari di una certa età che cerca di parlare del tema sempre con i soliti luoghi comuni, che vengono, diciamo così, abbandonati a priori dall'utente giovane, perché è un linguaggio che hanno già sentito e si basa appunto su un modello molto di cliché, no? Quindi in realtà parlano perché mettono nel frullatore quel modello lì e invece appunto Aurora ha questa capacità di portare un modello assolutamente autentico di sofferenza e di riuscire a far capire ed empatizzare chi ascolta, in questo caso un pubblico di ragazzi delle scuole medie soprattutto, che riescono a entrare nella sofferenza e quindi non vogliono essere responsabili di quella sofferenza, ed è il motivo per cui in quel caso specifico la cultura nelle scuole funziona molto. Lei prima perché li emoziona. Tu prima parlavi di musica nelle scuole, io devo dire la verità che mi ricordo che alle scuole medie facevo flauto e odiavo l'ora di musica perché non mi piaceva lo strumento, perché insomma quello che si andava a studiare. Adesso diciamo che forse c'è meno bisogno, perché tramite anche le applicazioni istantanee che abbiamo a portata di mano possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo di tutto il mondo in tempo reale, e quindi diciamo che la musica diventa, diciamo, una formazione prettamente didattica che non porta a scoprire un mondo a scoprire un mondo inedito che i giovani a quell'età lì conoscono già perfettamente. Capisci, Pablo, l'hai detto tu, io avevo il flauto, però tu toccavi uno strumento con mano, lo strumento è un'altra cosa, lo strumento emoziona, vuol dire che il flauto non ti emozionava magari, ma magari un altro strumento avrebbe potuto emozionare, ma lo strumento è fondamentale. Sì. Io ho ascoltato questi musicisti, li ho avuto ospiti, è fondamentale lo strumento per loro, però bisogna un po' alla volta fare qualche passetto. Vladimiro da Rovigo, andiamo veloci, vai Vladimiro. Volevo fare una domanda al tuo ospite, che se non l'ho letto mai, fa parte della Confindustria per l'Europa dell'Est. Patrizio Dei Tos, presidente Confindustria Est Europa, vai. Esatto, e quindi è una persona che può dare finalmente una risposta concreta e realistica a una domanda, e non una risposta teorica o ideologica. Nel caso finisse finalmente la guerra tra Ucraina e Russia, e quindi questi due popoli e questi due paesi tornassero a essere frequentabili dagli imprenditori, dai commercianti, cioè se riaprisse il rapporto economico, questo potrebbe portare, per dire parole povere, una bella botta positiva all'economia italiana, e penso in particolare al nord-est, oppure essendo popoli e paesi poveri, un po' retrogradi, tutto sommato sarebbe questo gran cambiamento, magari a parte alcuni settori dell'economia, ma non porteria un granché di novità all'economia nostra. È una domanda che se si può avere una risposta pratica, realistica, potrebbe anche essere importante per affrontare anche in maniera pratica, appunto, e non ideologica l'argomento. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego Presidente Dei Tos. Questa è una domanda, se avessi la sfera di cristallo le direi anche quando finisce, però per l'economia le confermo che potrebbe essere veramente un boost importantissimo per tutto, ma non solo per il nord-est, per tutta l'Italia, ma anche per tutta l'Europa, perché quelle sanzioni che hanno messo alla Russia sono quasi anzi direi delle autosanzioni, perché noi non possiamo più vendere mobili, non possiamo più vendere macchinari eccetera in Russia perché sono sotto embargo, e quindi si figuri abbiamo perso una popolazione di 250 milioni di abitanti che potrebbero essere stati interessati ai nostri prodotti. Qua parlo della Russia, mentre parlando dell'Ucraina è chiaro che nel momento in cui finisce la guerra, ma finisce veramente, ci sarà sicuramente la ricostruzione. La ricostruzione è comunque finanziata
da chi normalmente dovrebbe essere finanziata da chi perde la guerra, ma questo ho dei grossi dubbi che si arriverà a definire un perdente o un vincitore, perché quando si fa una guerra dopo sono tutti perdenti, no? Però comunque ci saranno dei soldi devoluti dalle comunità europea piuttosto dal resto del mondo per la ricostruzione, perché comunque è un popolo che è portato veramente alla distruzione totale. Avrete visto tutti quanti le immagini di tutto quello che è gli immobili a Kiev, ma anche tutto il Donetsk, eccetera, dove sono stati bombardati. E là è tutto da rifare. È chiaro che nel momento in cui si riparte c'è tutto da ricostruire e tutti quanti perché c'è questa attenzione da parte della politica e c'è questa presenza in Ucraina anche da parte di Confindustria, ma di tutti, dello Stato, eccetera. Perché ci sarà, dopo una guerra, ci sarà la ricostruzione, c'è la ripartenza e in quel momento lì è importante esserci. Quindi noi cercheremo, con tutte le nostre istituzioni, cercheremo di essere sempre presenti. Noi avevamo anche Confindustria Ucraina, abbiamo dovuto chiuderla perché non aveva più senso, sono scappati tutti imprenditori, eccetera, ma pensi i danni che hanno fatto su tutte le produzioni. Quindi là ci sarà tutto da rifare, ci saranno le industrie da ricostruire, ci saranno gli immobili da rifare. Deve considerare che gli immobili rappresentano, in un'economia di uno Stato, rappresentano il 30% dell'economia totale, perché è importantissimo l'abitazione. L'uomo la prima cosa che guarda è avere un tetto sopra la testa, avere una sicurezza. E quindi tutti questi bombardamenti che hanno causato questi danni dovranno essere rifatti e quindi ripartirà sicuramente con un boost enorme per tutta l'Europa. E più vicini siamo e meglio è. E io spero che finisca presto. Ecco, mi dicevo, vorrei avere la sfera di cristallo per dirle anche quando finisce. Questo purtroppo non c'è dato di sapere, però spero che arriveranno comunque a un accordo e ci saranno solo perdenti, perché là vincitori non ce ne sarà neanche uno, e avremo solo come vantaggio la possibilità di ricominciare a lavorare. Ci sono tante aziende che sono fallite a causa della mancanza del mercato in Russia, tantissime, e abbiamo spinto la Russia verso altri mercati, verso India, Cina, eccetera. Voi avete sentito parlare della BRICS, che sono quelle comunità di paesi che si sono uniti per far fronte, diciamo, anche alle loro corsi, per far faccia o per dare una mano alle loro economie, e quindi abbiamo spinto la Russia verso la Cina, l'India, Brasile, eccetera, e abbiamo perso veramente grandi opportunità di economia. Quindi io spero veramente che finisca presto e che possiamo ricominciare ad avere anche quel mercato. Presidente, una cosa però vorrei capire. Io ho avuto un'artigiana che si occupa di calzature, un Made in Italy eccezionale, perfetto, e lei ha detto una cosa ed era molto preoccupata. Ha detto, dicono che dobbiamo trovare altri mercati, che dobbiamo spingerci oltre. È vero? Però la mia scarpa, chi la venderò? Io non posso vendere la scarpa a un prezzo basso. Chi è che compra la mia scarpa in India, in Pakistan, su altri paesi? Non la venderò mai? Che scarpa dovrò fare? Ma io ho questo Made in Italy, questa è la mia scarpa e non sono supportata, non ce la faccio se non cambiano le regole del gioco. Lei a questa artigiana cosa risponderebbe, Presidente? Guardi, sono finiti i tempi di star seduti in ufficio, purtroppo. Bisogna girare, bisogna cercare di aprire gli orizzonti e di andare a cercare tutti i mercati possibili e immaginabili. Lei consideri che in Cina si parla che ci siano più di 150 milioni di milionari, quindi vuol dire che abbiamo sicuramente la possibilità di vendere in Cina anche in Made in Italy. Probabilmente hanno i gusti un po' diversi. Guardi, per fare un esempio, in Cina bevono il vino rosso, non bevono il vino bianco, e quindi se uno fa il vino rosso magari il mercato cinese può essere interessante, il vino bianco farebbe fatica. Però questo non vuol dire, cioè vuol dire che dovremmo adattare le nostre produzioni anche ai loro gusti. Per esempio in Russia, parlando degli arredamenti, eccetera, era molto barocco, molto lavorato il mobile, l'arredamento. Certo che quell'arredamento là non puoi venderlo in Germania, in Italia o in Francia, è un arredamento destinato per quel tipo di gusto. Noi sappiamo fare, noi abbiamo i migliori artigiani del mondo, sappiamo fare tutto, e probabilmente anche l'artigiano che fa la scarpa saprà adattarsi ad altri mercati, però dobbiamo aprire gli orizzonti, e sono
contrario, e qua lo dico proprio a tutti quelli che sono i dazi, siano in entrata, cioè in protezione per noi europei, che quelli che mettono gli Stati Uniti piuttosto che gli altri paesi per proteggere la loro economia. Non si protegge così l'economia. Il libero mercato dà maggiore competitività e apre anche la competitività dell'imprenditore, cioè l'imprenditore è costretto a fare sempre delle cose innovative per essere sempre all'avanguardia, se invece è protetto, dice tanto così va bene, non cambio niente, continuo così, e nel giro di 10 anni, siccome oggi il mondo si supera a una velocità pazzesca, tra 10 anni quegli imprenditori là saranno vecchi e avranno dei prodotti che non saranno più adatti a nessun mercato. Per cui avere l'orizzonte aperto, e quindi consiglio a quell'artigiano di andare oltre, di andare a vedere, di perdere, perché sembra di perdere tempo perché non produce la scarpa, magari l'artigiano vuole produrre tutti i giorni, ma invece perdere il tempo e capire quali sono gli articoli che possono andare in altri paesi e cercare di produrli, quello apre l'orizzonte e apre anche la sua azienda ad altre possibilità e può veramente sviluppare, magari può creare un'industria grande e non essere più un artigiano. Piacerebbe anche fare un confronto con queste realtà, Presidente, perché è vero quello che lei sta dicendo, bisogna aprirsi, ma l'abbiamo detto anche prima, ci sono tanti paletti da superare. Presidente, è là il grande problema e non tutti riescono a superarli. Bisogna avere dei numeri, bisogna avere la forza per superarli. Ecco, voi state facendo, ma non basta. Vediamo ad esempio il problema casa, Presidente. Non si trovano le case per gli operai, per le persone che hanno voglia di lavorare. Però io sono stata a Venezia, non è che Venezia sia in Congo. Ci sono isole completamente vuote, con degli edifici enormi, non penso che siano tutti da distruggere, dove veramente si potrebbe creare delle realtà diverse. Penso che abbiamo anche i mezzi per farlo, però si aspetta, come dice lei, il russo adesso non più magari, ma il giapponese o il cinese che prenda tutta l'isola, così ho risolto il problema e vado avanti. Capisci che bisogna anche là aprire le menti e vedere cosa abbiamo intorno per cercare di migliorare la qualità della vita delle persone che lavorano. Una volta i grandi industriali illuminati la prima cosa facevano le case per gli operai, vicino anche l'azienda. Ecco, questo lo dico sempre, sa Presidente. Forse dobbiamo imparare da questi illuminati che hanno seminato tanto nel territorio, magari avevano anche la quinta elementare e sono stati i primi nel mondo proprio per la creatività e questa illuminazione che avevano, qualcosa facevano diventare veramente bene per il paese. Dopo qualcuno è morto e neanche un politico è andato a salutarlo ed è il primo nel mondo. No, lo dico no perché è vero, Presidente, bisogna dirci anche le cose come stanno, capisce che bisogna sveglia Veneti, dico sempre, Presidente. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo un problema che non è da poco. Secondo i dati di Banca Italia saremo 5 milioni in meno in età da lavoro entro il 2040, nel 2040 praticamente. 5 milioni in meno che lavorano sono un vero problema, anche perché abbiamo dei partiti che hanno una nozionalità su basi etniche, cioè stiamo lì a mettere chi potrebbe un domani a sostituirci, stiamo lì a mettere in fila davanti alle questure per rinnovare il permesso di soggiorno o mandarlo via se non ha il lavoro che va a ribasso sul prezzo all'ora, perché allora riesce a avere il lavoro. Cioè è una cosa che non c'è lungimiranza, cioè si trovano a risolvere i problemi nel momento in cui sarà tutto già franato. Bisogna che cominciate anche voi, anche gli imprenditori, a imparare l'italiano, perché se Banca Italia vi dice 5 milioni, sono mica 50 persone, sono 5 milioni. Buona giornata signori. Grazie Claudio, adesso andiamo a Mogliano, devo correre perché c'è questo nuovo, una nuova notizia anche bella, penso anche per Favaro, questo agrivoltaico che andiamo a vedere. È una buona notizia quella che vogliamo dare oggi, e cioè che l'impianto agrivoltaico di Via d'Azeglio verrà archiviato.
Il contestato impianto agrivoltaico da 11 MW previsto in via d'Azeglio a Marocco di Mogliano, Veneto, non sarà più realizzato. Dopo oltre un anno di confronti, la società proponente Alfa Toro ha deciso di non proseguire con il progetto in quell'area, ascoltando le richieste della comunità locale e dell'amministrazione. A darne notizia il sindaco Davide Bortolato. La società, l'Alfa Toro, che ha un'etica imprenditoriale veramente da stimare, ha capito che aveva creato un problema sociale. Secondo loro non si poteva andare contro la comunità come questo progetto stava andando, quindi la decisione è stata quella di non integrare la documentazione richiesta. La scelta di non presentare le integrazioni richieste dalla Regione ha di fatto chiuso il procedimento. Il progetto sarà ripensato altrove, con il coinvolgimento diretto del Comune, che insieme alla comunità dovrà individuare un'area senza compromettere il valore del paesaggio e del territorio. Un risultato accolto con grande soddisfazione dal comitato No Agrivoltaico di via d'Azeglio e dai residenti della zona, che si erano mobilitati fin dall'inizio contro un progetto ritenuto troppo impattante per il territorio, a pochi passi da Villa Marignana e da edifici storici di pregio. La decisione ci ha stupito, ci ha lusingato, perché finalmente un'azienda multinazionale di questa portata si è dimostrata umana. La legge regionale ora andrebbe cambiata, sostiene il comitato. La legge va modificata, come vanno creati anche dei buffer dalle zone dei centri rurali abitati. E questo la legge adesso non lo prevede? Non lo prevede assolutamente. Sostengo che il procedimento autorizzativo unico regionale sia un procedimento che deve passare attraverso le amministrazioni locali. Allora, sentiamo cosa dice Paolo Favaro. Questa notizia, prego. Sì, noi da sempre diciamo che il fotovoltaico va fatto, ma va fatto nei luoghi appositi, cioè là dove il suolo è già stato consumato. Abbiamo milioni e milioni di metri quadri di superfici artigianali, commerciali, industriali. Penso solo al polo di Porto Marghera, che ha diversi ettari lì inutilizzati. Ma qui nasce il problema, cioè il privato, l'imprenditore che promuove il fotovoltaico, trova ovviamente dei problemi, delle situazioni da risolvere, dei costi aggiuntivi. È molto più semplice occupare le nostre campagne. Tu in cambio assicuri un reddito fisso per 30 anni all'agricoltore e così ti prendi un bel suolo, che io finora di agrivoltaico non ne ho visto molto, trovo il voltaico, per cui ancora oggi credo l'ISPRA, che verrà a presentarci il suo discorso sul consumo di suolo proprio la prima conferenza che faremo a Mogliano sulla biodiversità, sostiene ancora oggi che gli impianti fotovoltaici assolutamente necessari vanno a finire soprattutto su aree agricole. E questo secondo noi va ripensato, ci deve essere una norma a livello nazionale, perché la norma che faceva creare l'impianto lì in via d'Azeglio, come che le altre situazioni che convergono su Mogliano, più di 50 ettari spariranno per il fotovoltaico previsto anche prossimamente. E quindi il problema è che se c'è una norma nazionale che prende il sopravvento su tutte le altre, ovviamente l'imprenditore la utilizza correttamente. E qui si dà solo il caso, succede una tantum, che l'imprenditore si rende sensibile alle rimostranze del territorio, ma appunto è uno su quanti. E poi questo imprenditore comunque quell'area di fotovoltaico la trasferirà altrove. Ma altrove dove? Ancora su un altro pezzo di campagna? Bene sì, questa soluzione, ma non possiamo sperare sempre nel buon cuore dell'imprenditore che poi magari va a calare la situazione sempre sul terreno fertile. Grazie a Paolo Favaro, Presidente Comitato Cave Marocco, grazie Paolo di essere stato con noi. Presidente dei TOS, etica industriale, cos'è l'etica industriale? Le multinazionali hanno etica industriale, come vede la situazione, Presidente? Cosa dice? È cambiata tantissimo, adesso è molto più
diciamo, rispettata l'etica, anche perché con i social si smascherano subito quelli che non rispettano l'etica, che non hanno, diciamo, che non rispettano le certificazioni, che non rispettano le persone, eccetera. Vengono subito tacciati, e quindi diciamo che con i social il mondo è cambiato tantissimo. Non penso che un imprenditore oggi possa essere un grande imprenditore se non ha un'etica molto rispettata. Come ci saluta, Presidente? Scusi? Come ci saluta? Ormai siamo in chiusura. Ah no, io l'unica cosa che mi farebbe piacere è veramente di creare, riuscire nella nostra diciamo progetto di creare un'Europa, una grande Europa unita, non solo geografica ma anche politicamente unita, senza creare quelle diversità tra diciamo popolazioni, perché noi parliamo di bianco e nero, ma guardi che ci sono anche tantissime ancora reticenze verso magari popolazioni vicine. L'Albania è a pochissimi metri da noi ci sono queste, no, non voglio usare la parola razzismo, ma insomma c'è un po' di diciamo pensiero negativo quando si parla di queste popolazioni. In realtà invece sono dei mercati interessanti, sono delle persone per bene. Io ne ho conosciuti veramente molti, e dovremmo creare una Europa geografica molto più importante, anche perché nel prossimo futuro, se continua così l'andamento diciamo del protezionismo che ha avviato Trump, e di cui veramente io sono esterrefatto, perché pensavo che Trump fosse molto più intelligente, nel senso che chiudersi proprio per un paese così dell'idea democratica, dell'idea della libertà, eccetera, andare a chiudersi così, chiudere il commercio, eccetera, veramente penso che sia una cosa sbagliatissima. E però proprio per questo motivo noi come Europa abbiamo bisogno di essere molto uniti, di essere molto forti e non perderci nelle piccole scaramucce di terreni, eccetera. Qui si gioca veramente il futuro delle nostre economie, ma non solo delle nostre economie, perché poi l'economia è l'ossatura di tutto il resto, perché poi si basa sempre su questo, perché anche i servizi vengono fatti in base poi a come va l'economia, no? Perché se tutti guadagnano, si pagano le tasse, e con le tasse o i contributi dei dipendenti, eccetera, si riescono a tenere in piedi i servizi. Quindi creare un'Europa forte che dia la sostenibilità a tutti i nostri paesi è determinante, e l'Europa è vicina, e qualche volta vicino è meglio che lontano. Grazie Presidente Patrizio Del Tos, Presidente Confindustria Est Europa, di essere stato con noi. Buon lavoro Presidente, e sempre grazie anche per la sua disponibilità. E prima di lasciare il nostro invece musicista, cantautore Pablo Perissinotto, ecco, naturalmente metteremo Qatar Fortuna, visto che adesso andremo a Boston, ecco, andremo in America, adesso vi porto addirittura in America, sono le 4 del mattino, perciò grazie al professor Doria di alzarsi, ma lui ha piacere di fare questo collegamento. Come ci saluti Pablo? Poi sentiremo la tua canzone Qatar Fortuna. Allora, vi saluto dicendo che il mio prossimo spettacolo, che si chiamerà Le mani di Astuttillo, che parlerà di alcuni sportivi straordinari, tra cui ovviamente Astuttillo Malgioglio, ma anche Zigoni, anche Gino Bartali, Primo Carnera, che si sono differenziati non solo per i meriti sportivi. Farà il suo esordio il 5 dicembre a San Giovanni di Motta di Livenza al ristorante Galomatto come prima, e la faccio sempre, la data zero la faccio sempre lì perché mi porta molta fortuna. E volevo dire che, come faccio sempre con i miei spettacoli, dedico sempre parte o del cachet o tramite raccolta fondi, cerco sempre di aiutare delle associazioni. Siccome appunto questa volta c'è una porzione di spettacolo che parla proprio di disabilità, volevo dare il mio aiuto alla tua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, lo dico adesso. Grazie Pablo, gentilissimo, veramente grazie di cuore. E per il resto vi saluto. Grazie veramente a Pablo Perissinotto.
noto anche di questo contributo, di questo aiuto all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andiamo a sentire e vedere questo video a Qatar Fortuna. Grazie ai miei ospiti e poi andiamo in pubblicità. Qatar Fortuna parea sulla luna da quanto lontano il mondo se piccolo paesiori massacrando per me povero gran a Qatar que a voglia de qualcosa de no da contare un domani a un nevoto come quei che ha vinto lontano a Sotera una gara, un trofeo meglio ancora una guerra a Qatar quella vita lontana dai robe che me oggi guardava le mansumba le bestie e il curtio quella crosente accesa se ero di strada a Qatar che è roba che qua non esiste manco da sveglio coi sogni finisse a Qatar Fortuna via dal curtio a far segni di acroce in tema di a Qatar quella voglia di qualcosa di nuovo da contare un domani a un qualche nevoto come quei che ha vinto lontano a Sotera una gara, un trofeo meglio ancora una guerra meglio ancora una guerra meglio ancora una guerra. Puntiamo su promuovere dei corretti stili di vita, in primis l'attività fisica, per fare prevenzione del diabete, per fare cura del diabete, ma anche per fare migliore qualità di vita per tutte le persone, non solo coloro che sono affette da diabete, ma anche per la popolazione in generale. Il movimento, l'attività fisica è un ottimo strumento per fare prevenzione e di questo il nostro sistema sanitario nazionale ha molto bisogno. Una malattia cronica spesso asintomatica sulla quale è bene fare quanta più informazione e prevenzione possibile. Parliamo del diabete che in Friuli Venezia Giulia riguarda circa 100.000 persone. A loro e a tutta la popolazione si rivolge Diabete a ruota libera, pedalata non agonistica giunta alla quarta edizione che torna dal 5 al 7 settembre, organizzata dal Coordinamento regionale delle associazioni dei diabetici in collaborazione con i professionisti della rete diabetologica regionale. In Friuli Venezia Giulia sono circa 100.000 le persone che sanno di avere il diabete, poi noi sappiamo che ce n'è almeno un terzo che il diabete ce l'ha ma non sa di averlo, ma soprattutto c'è poi una quantità importante di persone che il diabete ancora non ce l'hanno ma sono a rischio di svilupparlo perché in sovrappeso obese, e in queste persone ancora di più fare movimento e fare dei corretti stili di vita dà un vantaggio alla propria salute.
3 le giornate con altrettante tappe nel fine settimana: Conegliano Pordenone venerdì, Gemona Gorizia sabato e Grado Trieste domenica, con gran finale in Piazza Unità. In ciascuna delle 3 giornate inoltre è prevista un'escursione a piedi di 6 km aperta a tutti, a Sacile, Gemona e Aquileia. Sarà un momento di grande festa, di grande comunicazione, di grande divulgazione, ma anche un momento di valorizzazione di tutte quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Grazie al CRAD, che è il comitato che riunisce tutte le associazioni di volontariato del diabete della nostra regione, che ancora una volta ha fatto dei miracoli organizzando questa grande iniziativa. E adesso ci spostiamo a Boston, come vi avevo detto, dove c'è collegato con noi il professor Alessandro Doria. Grazie professor Doria di essere qui, veramente la ringrazio. So che è un'alzataccia per lei, sono le 4 del mattino, ma mi fa veramente piacere averla ospite, perché è molto importante anche sapere cosa sta succedendo, ecco, diciamo a Boston, cosa stanno facendo, quale sarà il futuro del diabete. E veramente grazie. Saluto anche Marco Torresan, presidente associazione Stomizzati. Grazie anche a Marco Torresan di essere qui. Allora professor Doria, ha sentito il servizio, cosa ci racconta, com'è la situazione per i diabetici in futuro, come sarà? Allora, ci sono... intanto volevo ringraziarla dell'invito, sono molto contento di essere qui con voi. Allora, ci sono stati vari sviluppi negli ultimi 5-10 anni che fanno veramente sperare in una, non dico risoluzione del problema diabete, ma diciamo un miglioramento delle condizioni di vita delle persone che hanno questo problema. Nel diabete di tipo primo, cioè la forma di diabete diciamo giovanile, insulino dipendente, cioè i pazienti che hanno bisogno di fare insulina per sopravvivere, abbiamo adesso dei dispositivi nuovi. Ci sono dei dispositivi che possono registrare la glicemia in tempo reale, una glicemia al minuto, invece di dover andare diciamo a pungersi il dito e misurare con la striscetta. Uno può avere la situazione della glicemia minuto per minuto comunicata al suo smartphone, e questi dispositivi possono essere collegati a dei microinfusori, delle piccole pompe che rilasciano insulina nel sottocute minuto dopo minuto. Quindi questo è stato uno sviluppo veramente incredibile e che ha portato a poter vivere con questa malattia senza diciamo tutte le problematiche che una persona poteva avere 10-20 anni fa. E anche quindi avere un controllo del glucosio nel sangue, della glicemia molto migliore. Questo per il diabete di tipo primo. Nel diabete di tipo 2, quell'altra forma, quella più comune associata a obesità, abbiamo la grande rivoluzione dei farmaci che influiscono proprio sul peso corporeo. E sono dei farmaci che vanno iniettati, ma una volta alla settimana, e i risultati sono incredibili. Si parla di una riduzione del 20% del peso corporeo in un anno, e quindi accanto ovviamente alla dieta e all'attività fisica, che sono i due cardini per diciamo, controllare il diabete e per prevenirlo, abbiamo in più questi strumenti farmacologici che permettono anche alle persone per cui era difficile perdere peso, arrivare invece a un peso ideale. Questi due sono le due cose maggiori che sono successe negli ultimi 10 anni. Poi ci sono altre cose, possiamo parlarne, altri farmaci che sono stati sviluppati che possono aiutare a prevenire le complicanze cardiovascolari e renali di questa malattia. Professor Doria, si parla molto qui in Italia di intelligenza artificiale,
molti suoi colleghi dicono che non è neppure il nome corretto perché si parla di algoritmi. Ecco, come vede lei l'intelligenza artificiale in futuro anche nella medicina, nella ricerca, nella sanità? Ecco, molti primari che ho avuto ospiti, professori, hanno detto che sarà fondamentale anche nelle sale operatorie. Lei come vede e quale sarebbe il termine corretto da usare? Perché i giovani cominciano veramente ad andare oltre e vanno a scuola con i compiti fatti dall'intelligenza artificiale, soprattutto la parola etica. Prego, professor Doria. Si è bloccato il collegamento? Niente, allora vediamo in attesa di riprendere il collegamento. Allora Marco Torresan, cosa ci dici invece? Tu ti occupi di stomie, ecco, com'è la situazione nel 2025? Beh, la malattia, adesso chi è portatore di stomia è conosciuto ormai, le persone conoscono cos'è una stomia, cos'è un'incontinenza e si parla pubblicamente, si comincia a parlare pubblicamente. Non è più un tabù. Non è più un tabù, ma è grazie alla rete delle associazioni che noi collaboriamo, che si collabora in tutta la regione Veneto, che si parla di incontinenza, stomie nei vari settori, nel settore privato, negli ambienti di lavoro, settore pubblico, in ospedale, ai convegni, eccetera. Abbiamo avuto il 4 di settembre un incontro molto importante a Città della Speranza, in cui abbiamo incontrato il ministro Locatelli, che ringraziamo ancora della sua disponibilità, perché anche lui vorrà affrontare il tema dell'incontinenza e dell'estomia nel forum dell'inclusione sociale. Anche perché Torresan, diciamo che una volta si pensava che fossero solo i diversamente giovani, invece purtroppo ci sono molti giovani, addirittura bambini, che soffrono di questa patologia. E tanti adulti. Fa conto che solo nella regione Veneto ci sono quasi 8.000 persone con stomie definitive, senza quelle temporanee che non si sanno ancora bene i numeri, e quasi 45.000 persone che soffrono di incontinenza urinaria o fecale. E sono numeri veramente importanti che la sanità veneta deve pensare cosa fare per il futuro. Però qualche passetto in avanti, tipo i bagni, che tu ci tieni molto a raccontare, che prossimamente vedremo anche questo. Allora, nella regione Veneto ci sono 2 centri per incontinenza, uno a Treviso e uno a Padova. Gli altri centri di incontinenza negli hub ospedalieri stanno nascendo adesso. Un passo importante, io ringrazio sempre il comune di Silea nel piano barriere architettoniche, siamo riusciti a portare a casa, e che verrà inaugurato il 13 di ottobre alle ore 18:30 presso il municipio, il primo bagno per persone con stomie, un bagno inclusivo. Perché è stato fatto questo? Perché vogliamo che il turista che passa per Silea, eccetera, ci sia un bagno dedicato e ci sia anche la fruizione di questo servizio pubblico. Il bagno all'interno contiene dei presidi per stomie, che anche questo qui è un passo importante perché siamo riusciti a portare a casa questo servizio per la cittadinanza. Andiamo a vedere anche questo video, Centro Incontinenza e Stomie ULS 2. Andiamo a vedere la prima parte e poi la commentiamo.
Scienza, ricerca e tecnologia, veramente passi da giganti in pochi anni. È ritornato con noi il professor Doria, si parlava appunto dell'intelligenza artificiale. Professor Doria, non so se aveva sentito la mia domanda. Sì, avevo sentito, mi spiace che il collegamento sia saltato. Professore. Dicevo che l'intelligenza artificiale è uno strumento importante, ma rimane uno strumento. Il medico comunque riveste un ruolo centrale. Abbiamo così tanti dati al giorno d'oggi che vengono da varie nuove piattaforme di studio, per cui è impossibile per il medico da solo riuscire a integrare tutti questi dati. Per cui dei sistemi computerizzati che permettono di integrare tutti i dati clinici e dare dei suggerimenti a livello diagnostico o terapeutico è sicuramente uno strumento importante. Però deve rimanere, dicevo, uno strumento, nel senso che comunque la persona che prende le decisioni c'è il medico, e il medico si avvale di questo strumento come si avvale di altri strumenti. Quindi una cosa, uno sviluppo importante, ma che deve essere preso come tale, quindi come uno strumento per il medico. Professor Doria, la ricerca e l'etica, lei è un ricercatore, noi abbiamo visto anche con queste armi sempre più sofisticate, sempre più pericolose, ecco, la ricerca va sempre avanti, però dobbiamo non dimenticare di usare sempre la parola etica. Come vede lei la situazione, professore? In America com'è la situazione? Ecco, come si vive in America, ecco, con questi nuovi dispositivi che sentiamo, i dazi e la sanità contro i vaccini? Lei cosa dice, professore? Devo sbilanciarmi. Ovviamente questo è un clima che a noi medici e ricercatori non piace. E ovviamente purtroppo è questo, e speriamo che cambi presto. Soprattutto gli aspetti contro i vaccini sicuramente sono deleteri, come anche in generale tutta quanta, il fatto che le università vengano osteggiate, che i centri di sapere vengano visti in modo negativo, mi pare sia uno sviluppo molto deleterio. Ovviamente non andrei troppo nei dettagli della politica, però diciamoci così, che l'ambiente scientifico non è contento della situazione attuale. È molto chiaro e la ringrazio, professore, che anche noi siamo molto preoccupati. Però, professore, io vorrei anche che lei ci dicesse, ecco, questa paura specialmente di questo ultimo vaccino, perché gli altri tutto sommato sì, abbiamo avuto i favorevoli e i contrari, però la paura ancora regna sovrana, anche forse perché c'è stata una comunicazione forse non corretta, forse dovevano parlare più gli addetti ai lavori, però abbiamo sentito anche qualche scienziato, specialmente anche diversi medici, contrari a questo vaccino. Adesso sta ritornando, purtroppo ci sono ancora casi di Covid in Italia, anche con numeri rispetto all'anno scorso che sono aumentati, e soprattutto si sta puntando molto sull'anti-influenzale. Ecco, quanto importante è invece la vaccinazione, professor Doria? Premetto che non sono un esperto nel campo delle vaccinazioni, quindi ce ne parlo come una persona che generalmente è informata di cose mediche, ma non lavora in particolare in questo campo. E ogni intervento medico può avere degli effetti collaterali. A quel punto là dobbiamo pesare il beneficio verso il rischio. Da quello che sento, dai dati che ho visto, la bilancia è in maniera molto chiara in favore del beneficio. Non vuol dire che non ci siano dei casi in cui ci sono stati degli effetti collaterali, ma nel complesso il beneficio supera di molto il rischio, e quindi rimane comunque uno dei capisaldi della prevenzione. Non riesco a immaginare una società nel 2025 senza vaccinazioni, personalmente. E le ripeto, questo è l'opinione di una persona informata,
ma non uno specialista nel campo. No, ma noi, vede, ci fa molto piacere sentire anche le persone informate come lei, professor, perché abbiamo sentito anche quelli informati che delle volte ci hanno lasciato con molti dubbi. Meglio sentire lei, professor Doria. Credo che a volte, allora è giusto che il pubblico sia informato. Credo a volte però che troppe informazioni possono essere nocive, nel senso, il fatto che questi vaccini si basino su dei meccanismi come l'RNA, subito il pubblico ha pensato a modifiche del patrimonio genetico, le ha collegate a cibi modificati geneticamente, quindi è venuto fuori tutta una confusione che forse si diceva che è un vaccino, punto, forse la cosa sarebbe stata più positiva. Quindi forse c'è stata fin troppa informazione, se così vogliamo. Grazie professor Doria. Un'altra cosa che volevo parlare con lei questa mattina è con la ricerca, soprattutto molti ricercatori italiani vanno all'estero. Ecco, ci spiega se è vero questo, come vede lei la situazione e la differenza. Lei è stato anche in Italia, fare ricerca in Italia e fare ricerca a Boston ad esempio. Prego professor Doria. Allora, premetto, ci sono dei ricercatori eccellenti in Italia. Ho tanti colleghi, fanno un lavoro veramente buono. La differenza è che, diciamo, spesso i miei colleghi nel campo della ricerca medica si dividono tra tanti, diciamo, mestieri, tanti lavori, fare il clinico e poi il ricercatore. Quando si è in clinica si pensa alla ricerca, quando si è in laboratorio si pensa alla clinica. Invece qui negli Stati Uniti il mestiere di ricercatore è un mestiere come tale, per cui una persona è ricercatore non necessariamente deve fare anche altre cose, per cui può dedicarsi a tempo pieno alla ricerca. Questa, diciamo, è una cosa, una distinzione fondamentale. E l'altra è che in generale ci sono più fondi, è uno Stato più grande, quindi che voglio dire sono circa 6-7 volte l'Italia come abitanti, e quindi ci sono anche più fondi, e c'è una organizzazione federale che è il National Institutes of Health, quindi ci sono più, diciamo, disponibilità finanziarie. Però delle cose buone vengono fatte anche in Italia, per cui non vedrei l'Italia come serie B per quanto riguarda la ricerca. Ovviamente è un pochino più difficile fare la ricerca in Italia, appunto perché non c'è il ruolo di ricercatore medico, diciamo come c'è un lavoro unico. Spesso ci si divide tra clinica e ricerca e quindi non ci si può dedicare in maniera, diciamo, efficace come si può farlo qui. Professor Doria, cosa direbbe lei a un ragazzo o una ragazza che vuole intraprendere, ecco, questa ricerca, ecco, che è appassionato? Ecco, perché la strada non è così semplice e così facile, però se hai la passione, siamo sempre là, la passione supera tutte, però dopo bisogna anche capire che bisogna supportare queste nuove generazioni, perché saranno loro futuro nelle loro mani. Prego, professor Doria. Direi che il consiglio è quello di cercare delle opportunità, quindi di non accontentarsi di quello che si presenta davanti in modo passivo, ma quindi cercare. Ci sono dei gruppi in Italia che sono ottimi, quindi magari informarsi, andare a cercare sulla letteratura scientifica chi produce buona ricerca, cercare di contattarli e vedere, e quindi uno anche deve affrontare la possibilità di trasferirsi da un posto all'altro, andare all'estero, ma voglio dire, fondamentalmente secondo me il messaggio è quello di non accontentarsi, di cercare delle opportunità, perché le opportunità ci sono, però vanno cercate e qualche sacrificio nel cercare e accettare queste opportunità va fatto, però alla fine, diciamo, prendere dei rischi paga.
questa è la mia esperienza. Mi è piaciuta molto la risposta che ha dato il professor Doria e la ringrazio. Marco Grazie. Torresan, la ricerca anche con i presidi ha fatto passi da gigante, lo dicevi tu prima, Sì. una volta solo parlare di stomizzati, di stomia era un tabù, adesso si parla molto di più e soprattutto si fa capire che non riguarda solo veramente diversamente giovani ma anche bambini Ma e anche giovani. bambini, Ecco, giovani, cosa vuoi dire? adulti. L'importanza della ricerca per te? Per me è fondamentale perché le ditte che producono questi presidi si stanno mettendo in gioco e seguono anche i consigli di medici specialisti che sono gli stomaterapisti e anche dei pazienti, perché noi facciamo dei test dei presidi nuovi, quelli che vengono ideati, e per noi avere sempre un miglior presidio addosso con più qualità e più performance ci migliora veramente la vita. Avere un presidio morbido addosso che non ti irrita la pelle, che non ti faccia infiammazione eccetera è molto importante per noi. Perciò la ricerca e la tecnologia Va sempre avanti e va anche mantenuta la ricerca, perché più miglioriamo noi la qualità di vita più stiamo bene. Anche perché veramente grazie anche a questa ricerca io avevo un bambino anni fa, non tantissimi, ecco, che a 8 anni lui amava il calcio, però purtroppo aveva questo diabete che ha detto prima il professor Doria e la prima cosa che hanno fatto lo hanno tolto dal campo di calcio, per lui è stato un trauma. Adesso non è più così. Prego professore. No, assolutamente no, anzi abbiamo degli strumenti attualmente per cui un ragazzo con il diabete può fare una vita praticamente normale. Non so se quando ne parlavo ero già stato, diciamo, il collegamento era già saltato, ma abbiamo questi dispositivi al momento attuale che possono registrare la glicemia minuto per minuto, si attaccano, sono grandi come una moneta, si attaccano al braccio sulla cute e abbiamo la glicemia minuto per minuto che viene registrata dallo smartphone. E poi abbiamo dei microinfusori di insulina, delle piccole pompe, anche queste sono grandi qualche centimetro, si attaccano alla cute e danno insulina nel sottocute in maniera continua, in collegamento con il dispositivo che legge il glucosio, lo zucchero nel sangue. Quindi quasi un pancreas artificiale. E quindi a questo punto c'è un ragazzo con il diabete, può fare qualsiasi cosa, non deve misurarsi la glicemia continuamente bucandosi il dito per prendere la goccia di sangue. Insomma, le cose sono cambiate radicalmente negli ultimi 20 anni. Sì. E quindi anche l'aspettanza di vita, quindi la possibilità di arrivare a 80, 90 anni o quel che è chiaramente a senza problemi. Professor Doria, ma siamo quasi in chiusura, volevo chiederle una cosa importante, perché qui i pediatri almeno mi dicono sempre, parla dell'obesità, abbiamo un'obesità giovanile che veramente preoccupa molti. Cosa vuole dire? Ecco, perché là che ce la giochiamo tutto e soprattutto l'importanza di capire lo stile di vita. Prego professor Doria. Allora, c'è il problema dell'obesità infantile, è ancora più grave qui negli Stati Uniti e ovviamente lo stile di vita a quell'età è la cosa principale. Non vedrei interventi farmacologici per l'obesità infantile, vedrei invece interventi sulla dieta e sull'esercizio fisico. Quindi credo sia importante essere sicuri che a livello di asili, scuole, i pranzi e l'alimentazione sia adeguata, che non ci siano scorciatoie di dare cose che riempiono ma che non sono sane ai ragazzi. Immagino che sicuramente è quello che viene fatto, ma è importante anche far capire ai ragazzi qual è l'alimentazione corretta e insegnare appunto quali sono i cardini dell'alimentazione. Quindi insomma, secondo me l'importanza veramente è di far sì che queste persone crescano avendo chiara
quale sia un'alimentazione adeguata, quindi quale sia il ruolo delle proteine, dei grassi, dei carboidrati, e quindi che questa non sia solo una conoscenza per gli addetti ai lavori, ma che diventi una conoscenza nella popolazione. Abbiamo Giusy da Treviso, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al professore e al tuo ospite in studio. Volevo chiedere una domanda al professore. Ma lei, professore, è andato in pensione? Non stia andare in pensione, per favore, che siete voi che ci salvate la vita, professori, siete voi. Vero. Mi Grazie raccomando. signora. E ovviamente in qualche momento la pensione dovrà arrivare, però. Avevo il mio medico che è andato in pensione a 70 anni, però quando ho bisogno di una cosa che voglio sapere vado da lui. E le dico sempre: non sta andare in pensione, è già in pensione Allora, da 7 il professor anni. Doria non Ma deve c'ha andare lo in studio, pensione, c'ha lo deve studio. rimanere. Grazie Giusy, prego professor Doria. No, stavo dicendo che qui negli Stati Uniti ci sono delle regole meno diciamo, stabilite per quando andare in pensione. Io ho quasi 65 anni, ma ho dei colleghi dove lavoro io al Joslin Diabetes Center che ne hanno 80 e ancora lavorano e sono nel pieno delle loro attività. Bravo. È una scelta personale e capisco sicuramente il desiderio della signora, ma vedremo un po'. Per altri 4-5 anni sicuramente penso di continuare, poi ci vedremo. Allora Marco Torresan, prossimamente cosa farai, cosa hai organizzato? Abbiamo organizzato un ciclo di serate il 16 e 17 ottobre a Silea, il 30 e il 6 novembre a Casale sul Sila, il 20 novembre a Casier. Faremo degli eventi incentrati sulle problematiche uroginecologiche delle donne e anche i problemi della prostata e vescica. Diciamo che sono ancora temi, ancora per tanta gente, ancora tabù, per tanta gente un segno di vergogna. Però noi qui specialisti medici cerchiamo di coinvolgere più cittadinanza possibile, perché l'informazione è fondamentale, dove recarsi e dove curarsi, perché qualora abbiamo un medico che ci dà una diagnosi siamo già a un buon punto, perché ci migliora l'umore, ci migliora la qualità di vita, e prendersi cura di se stessi con queste problematiche ancora tabù di incontinenza, prolassi eccetera è ancora un po' complicata a viverci, però più informazione diamo e più gente partecipa, più migliora anche tutti i servizi dedicati. Grazie anche a Marco Torresan. Vede professor Doria, noi abbiamo la fortuna di avere anche tante associazioni di volontariato che cercano anche di portare avanti anche delle informazioni molto complicate, critiche. In America come funziona? C'è un mondo del volontariato come in Italia? Sì, anche qui ci sono molte organizzazioni che diciamo cercano di riempire gli spazi che non sono coperti dal governo, che sono forse ancora più grandi che in Italia, perché come sapete non c'è un servizio sanitario nazionale negli Stati Uniti, che è una cosa secondo me molto strana per un paese avanzato come questo. Comunque, e quindi ci sono varie organizzazioni che cercano di sopperire appunto alla mancanza del pubblico e organizzano per esempio delle marce contro il cancro alla mammella, oppure delle marce per il diabete in cui vengono raccolti fondi, oppure sono delle associazioni che partecipano alla maratona di Boston, alla maratona di New York, sempre con l'intento di aumentare la visibilità del problema e di raccogliere fondi. Quindi sicuramente c'è molta attività da parte di queste organizzazioni, quanto credo come in Italia, forse ancora di più, ma non ho i dati per dirle esattamente. L'importante è che ci siano. Professor Doria, come ci saluta? Ecco, con quale saluto ci lascia da Boston? Vorrei lasciare con la speranza di un futuro migliore e ringraziarla per il lavoro che fa per divulgare e per rendere certe informazioni a disposizione del pubblico e niente, quindi
Grazie dell'invito e grazie del lavoro che sta facendo. Grazie a lei invece professor Doria di essere stato con noi anche questa mattina. Avete sentito, il diabete non fa più paura, si può dimagrire in poco tempo. Ecco, sentite, ecco, la ricerca che passi avanti sta facendo. Veramente io spero che i grandi della terra, come hanno fatto per i vaccini, si uniscono solo quando hanno paura di morire, professor Doria. Allora là fanno squadre, impiegano soldi, mettono tutto perché la FIFA è tanta. Ecco, siccome vogliono essere immortali, allora si rendono conto che è il caso di investire, che investano molto di più sulla ricerca per aiutare le tante persone che soffrono, perché avete sentito queste eccellenze ci sono, diamo loro la possibilità di andare avanti e di ricercare sempre di più per un bene migliore di questa meravigliosa comunità che è in tutto il mondo. Grazie veramente, grazie professor Doria, buon lavoro, ecco, un grazie di cuore. Grazie ancora. Grazie, e grazie anche a Marco Torresan di essere stato con noi, anche lui come vedete è uno molto attivo, si dà da fare, ecco, veramente bisogna dire grazie a questo ragazzo, a questo uomo che sta cercando di portare veramente anche un'informazione corretta anche a quelle persone che ancora vedono come un tabù questa malattia che hanno. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è anche il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo al Banco Solidale all'interno della provincia e ci sta aspettando un ragazzo che voi già conoscete, perché questo ragazzo ha una storia molto triste. Ci avviciniamo e abbiamo appena dato la borsa della spesa, è venuto al Banco Solidale, eccolo qua, è Stefano. Ciao Stefano. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Allora, ciao. Noi ci siamo già visti, poi ti ho dato la borsa. Grazie. Spieghiamo un po' perché oggi io sono qui con te. Perché Stefano è ammalato, è molto ammalato, si sta curando, ma soprattutto lui aveva tentato di darsi fuoco proprio qui dentro, all'interno della provincia, vicino all'ufficio del lavoro. Perché non trovava lavoro, era disperato e lui ha detto io non ce la faccio più. Per fortuna una guardia provinciale si è accorta e ha evitato il peggio. Noi abbiamo cercato di aiutarlo, lui è venuto anche in trasmissione, ha raccontato tutto, abbiamo fatto anche il servizio e siamo riusciti anche a trovare un lavoretto, perciò oggi Stefano lavora. Però cosa succede? Per andare a lavorare ha bisogno di una macchinetta. Lui ha trovato anche la macchinetta, uno che gliela regala, ma deve fare il passaggio di proprietà, deve fare il bollo e deve partire con questa macchina. E lui ha detto io non ce la faccio Mirella perché ancora i soldi non li ho presi perché ha appena iniziato a lavorare. E allora siamo intervenuti noi, vediamo se riusciamo a mettere questo ragazzo un'altra volta in piedi, gli diamo un po' di respiro. Avete capito che sta anche male, perciò deve anche curarsi. Allora cosa vuoi dire? Tu sai che la grande famiglia e il direttivo ha deciso di darti questa mano in maniera che tu puoi con questa macchinetta andare al lavoro, fai il passaggio di proprietà, il bollo, l'assicurazione, tutto quello che serve. Cos'è che vuoi dire? Cos'è cambiata da quel giorno ad adesso la tua vita? Allora intanto un grazie di cuore proprio a te Mirelle e a tutto lo staff che c'è dietro di te. E è cambiata radicalmente perché io da 3 anni non lavoravo, venivo a chiedere lavoro qua, andavo a chiedere in comune, agenzie, tutte le agenzie sono iscritto dappertutto, ma promesse ma lavoro zero. Finché appunto arrivato proprio all'ultimo sono venuto qua e gli ho detto oh mi ascoltate come Dio comanda, se no io vi do fuoco. L'è intervenuto il signore della sicurezza, mi hanno calmato, però alla fine non è cambiato nulla. Fino a che sono andato a casa e mi è venuto in mente avendo visto la Mirella qualche volta in trasmissione, ho detto aspetta che l'ultima spiaggia provo a chiamare questa Rete Veneta. Ho chiamato e 10 minuti, un quarto d'ora mi vedo questa macchina Rete Veneta davanti a casa che là appunto mi ha detto cosa sta succedendo e là gli ho spiegato a breve che avevo tentato col gas di farla finita, questo e quell'altro. Parliamo del positivo. Adesso che hai un lavoro e hai anche più voglia di curarti. Assolutamente. Per una persona che era come te, cosa vuol dire trovare un lavoro? Allora intanto ti senti una persona, un uomo con dignità, perché un uomo senza lavoro, io la penso così, è brutto. Adesso
hai il tuo lavoro, ti alzi motivato, vai a lavorare, sai che in caso di difficoltà non sei solo, ma esempio la Mirella o chi di voi, qualcuno che ti una parola, no per soldi, anche una parola, e dopo questo aiuto che è stato concreto, non come tante istituzioni che promettono e non fanno nulla. Io sono venuto da Mirella, in giro di un mese lavoro, la spesa, e se ho bisogno di qualcosa, anche di conforto, anche di 2 parole, disponibile. È cambiata dal giorno alla notte. Questo. Allora guarda, abbiamo deciso questa benedetta macchinetta che parta, perché se non parte a macchinetta non parte niente. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia, in maniera che così puoi pagarti l'assicurazione. Grazie. Puoi pagarti tutto. Grazie mille, Madonna, grazie. Grazie Mirella, veramente di cuore.